Telespettatori di Antena 3, buona giornata, ben ritrovati. Prima edizione dei nostri telegiornali, mercoledì 1 febbraio, insieme come sempre fino alle 14:30 con appunto la prima edizione del nostro telegiornale con tutte le notizie di cronaca e gli approfondimenti su quelli che sono i principali temi di attualità. Nel corso della nostra lunga diretta abbiamo tanti temi davvero in cantiere quest'oggi, a partire dalla cronaca. Tra pochissimo dovremo infatti collegarci con i colleghi della redazione di Venezia che si trovano a Favaro Veneto, dove questa notte c'è stato un grosso incendio divampato in un condominio all'interno di un appartamento. Una persona è rimasta intossicata, l'intero stabile è stato evacuato. Ma poi ci sono anche tanti approfondimenti. Parleremo di Alpini con il nuovo sito che è stato lanciato appunto dall'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini, contro le molestie, contro la violenza sulle donne dopo quanto accaduto nell'ultima adunata di Rimini. E poi ancora spazio alla politica con il dibattito sull'autonomia che sta diventando sempre più acceso in vista del Consiglio dei Ministri di domani, nel quale appunto approderà la bozza Calderoli. Ma poi avremo anche tante altre notizie legate anche a temi più leggeri, come per esempio il Carnevale di Venezia, che vedrà il via appunto sabato prossimo con il corteo acqueo. Ma cominciamo subito con la cronaca, in attesa di andare dai colleghi a Favaro Veneto, perché c'è stato un salvataggio in extremis questa notte in montagna sul Col di Luna. Un escursionista vicentino era rimasto bloccato nella neve. Ieri sera intorno alle 21:50 è stata la moglie a chiamare il 118, poiché il marito, partito dalle sue indicazioni dal Primiero per passare la notte al bivacco Menegazzi sotto la Croda Granda, non rispondeva più da alcune ore al telefono. Ecco, in particolare appunto l'applicazione che lei aveva per seguire gli spostamenti lo dava fermo nello stesso punto dalle 18:30. Il 39enne vicentino, che si stava muovendo con le ciaspole assieme a 2 cani di corsa taglia, l'aveva contattata l'ultima volta dicendole che stava facendo fatica perché c'era parecchia neve. Il cellulare al momento dell'allarme suonava libero, senza risposta. Pensando fosse partito da Sarasino, una squadra del Soccorso Alpino di Agordo ha controllato la zona per cercare la macchina, salvo poi trovarla parcheggiata nelle forcelle aurine. L'uomo quindi è stato soccorso con l'elicottero. Nel frattempo lui, affaticato e infreddolito, si era scavato un buco e si era riparato nel sacco a pelo per passare la notte. Aveva perso il cellulare, per questo non rispondeva. Alla fine è stato appunto recuperato con un verricello, trasportato a Frassenè ed affidato ai soccorritori. Un'altra squadra del Soccorso Alpino è andata a recuperare i 2 cani che erano con lui. Vedo ora che abbiamo in collegamento il collega Filippo Fois della nostra redazione di Venezia. Si trova a Favaro Veneto, dove dicevamo questa notte c'è stato un incendio che ha provocato non pochi timori tra gli abitanti di un condominio. Buongiorno Filippo. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Sì, ci troviamo a Favaro Veneto, in via Montebianco. Alla mia sinistra c'è il presidente della municipalità di Favaro Veneto, Marco Bellato, una delle 6 municipalità in cui è diviso il comune di Venezia. Alle nostre spalle il condominio nel quale questa notte attorno alle 22:30 credo è scoppiato questo incendio, che è partito dalla cucina. Poi sono stati anche momenti un po' di paura per tutto il condominio che è stato evacuato. Sì, alle 22:40 della notte scorsa è successo che purtroppo dalla cucina dell'appartamento al primo piano è scoppiato un incendio e a seguito di questo incendio sono stati coinvolti il secondo piano e il terzo piano, sono stati evacuati temporaneamente e circa alle 2:40 di notte poi gli abitanti sono potuti rientrare dentro il loro appartamento. Adesso fortunatamente pare che sia tutto agibile, tranne ovviamente il primo piano. C'è una persona che probabilmente è la persona che abita
abitava al primo piano, che è stata intossicata. Speriamo non sia nulla di grave. A questa persona ovviamente va il nostro pensiero e un abbraccio da parte dei cittadini. Poteva finire molto peggio, perché al piano terra c'è anche un asilo, quindi se fosse successo di giorno le conseguenze potevano essere anche più gravi. Per fortuna non c'è, insomma, al momento, a parte l'intossicato, non c'è stato nessun ferito, e quindi seguiamo pezzo per pezzo come va avanti questa fase, insomma, questa vicenda. Allora, si tratta di un condominio molto affollato, per cui presumo ci siano decine di persone che ci abitano. Noi adesso possiamo vedere ancora i segni del fumo che si è sviluppato ieri notte. Vedete dal secondo piano, poi il terzo. Presumibilmente credo che anche l'appartamento sopra non sia ancora agibile, debba avere delle operazioni di bonifica. Sì, allora, siccome abitano delle persone che conosco, da come ci siamo sentiti per telefono, mi dicono che l'amministratore del condominio è già stato interessato, ha interessato l'assicurazione ovviamente, ma sono stati già interessati anche quelli che devono intervenire nell'immediato per le operazioni di bonifica. Attualmente, a parte qualche stanza, gli appartamenti soprastanti sono ritornati frequentabili, insomma, per cui le persone sono dentro di fatto. Poi evidentemente c'è una camera, non so se si vede da qui, c'è una camera che al terzo piano non può essere ancora frequentata, però insomma speriamo che gli soggetti che sono stati interessati intervengano con una certa tempestività, così che possano subito riappropriarsi delle proprie stanze i cittadini che ci abitano. C'è da dire che l'incendio doveva essere ben esteso, perché abbiamo visto che ci sono segni di fumo anche dalla finestra di quel piano che si trova dall'altra parte dello stabile. Marta, se non ci sono domande io ti restituirei la linea. Volevo solo chiederti al volo, Filippo, se per caso avevi qualche aggiornamento, approfitto insomma del fatto di avervi in linea, qualche aggiornamento sulla notizia che ci avete dato ieri nel corso dei telegiornali da Venezia, dei resti umani che sono stati ritrovati a Marghera. No, da questo punto di vista ancora non ci sono novità, anche perché, come abbiamo raccontato nel nostro telegiornale di ieri, le prime e per ora uniche risposte che ci si attende sono quelle che potranno arrivare dagli esami di laboratorio sulle ossa che sono state ritrovate ieri a Marghera, per cui si attende l'esito delle analisi di laboratorio prima di potersi muovere anche attraverso Velato voleva dire qualcosa? No, volevo ricordare che è stato trovato le ossa sono state trovate proprio da una cooperativa, la CSU, che ha sede qui a Favaro Veneto in via Indri, da un ragazzo ucraino che stava facendo appunto sta cercando non ha un passato bellissimo, però sta cercando di riabilitarsi, e quindi fa questi lavori presso questa cooperativa, dove ovviamente si occupano della manutenzione del verde, e ha trovato queste ossa. Ecco. Hai avuto modo di parlarci con questo ragazzo dopo il ritrovamento? No, francamente non ho avuto modo di parlarci, la vicenda mi inquieta molto, però nei prossimi giorni cercherò di contattarlo per capire anche un attimo cosa sia successo di preciso, anche se non riguarda, diciamo, Favaro, perché però la CSU Dorzetto, che è la cooperativa che ha eseguito appunto il ritrovo, ha sede proprio qui a Favaro Veneto, in via Indri, qui vicino. Una cooperativa che si occupa di manutenzione del verde pubblico, lo diciamo ai nostri telespettatori, che in quel momento stava compiendo dei lavori e ha fatto appunto la scoperta. Sì, è una cooperativa che si occupa del verde pubblico e che cerca anche di reinserire i ragazzi che hanno avuto dei problemi, i ragazzi o comunque le persone che hanno avuto dei problemi con la legge, attraverso questi lavori che possono essere definiti anche di pubblica utilità, socialmente utili, la manutenzione del verde, insomma il verde di tutti, quindi ecco. Grazie a Marco Bellato anche per questo ulteriore tassello, diciamo, a questa inquietante vicenda che continueremo naturalmente a seguire. Marta, noi ti restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois con la collaborazione tecnica di Sandro Ponchio per questo collegamento da Favaro Veneto. Dicevamo dell'incendio, ma nella notte c'è stato anche un altro incendio che ha preoccupato all'ospedale di Conegliano, un principio di incendio che ha interessato il reparto di terapia intensiva del nosocomio, che fortunatamente era vuoto. L'area è stata invasa dal fumo che, secondo i primi accertamenti, era stato provocato da un cortocircuito dell'impianto elettrico del sistema di areazione. Sul posto i vigili del fuoco di Conegliano. Non ci sono stati grossi disagi per i pazienti, dicevamo quel reparto era vuoto, gli altri pazienti sono stati, cioè non è stato insomma
necessario evacuare l'ospedale, quindi nessun altro paziente. Dopo è stato spostato dal proprio letto. Una volta diciamo individuato il problema da parte dei vigili del fuoco, l'attività dell'ospedale è proseguita regolarmente. Noi ora continuiamo con la cronaca, perché vedo che si è collegata da Romano Dezzelino la nostra Monica Smiderle, con la quale ritorniamo a parlare del grosso furto che c'è stato, scene veramente da film che si sono verificate in un'azienda specializzata nella produzione di argenteria. Buongiorno Monica. Buongiorno a te Marta, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, si tratta appunto di un colpo da film con uno studio davvero millesimale della situazione, perché la banda ha agito in poco più di 10 minuti in questa azienda Livior SPA di Romano Dezzelino, specializzata appunto nella lavorazione dell'argento. Con me c'è l'amministratore delegato di Livior, il signor Andrea Berton. I ladri sono entrati da questo punto dell'inferriata, ma ci facciamo raccontare tutto da Berton, che poi ha visto anche le immagini del circuito di videosorveglianza, quindi ha avuto modo di visionare realmente come è avvenuto il colpo. Sì, buongiorno Monica. Qua possiamo vedere le inferriate che sono state recise durante il furto. I ladri hanno dapprima cominciato ad aprire il varco sulla recinzione, poi mentre praticavano questa operazione dei loro complici hanno bloccato le 4 vie di accesso allo stabilimento in modo da rallentare l'intervento del servizio di sicurezza e della forza dell'ordine, e poi all'1:58 hanno iniziato il colpo, hanno infranto un vetro e scegato un'altra inferriata che porta al reparto produttivo e si sono... Chiedo al collega Andrea Benetti di inquadrare appunto l'infisso che è stato rotto dalla banda di malviventi per poi penetrare all'interno dello stabilimento. Esattamente, si sono calati all'interno dello stabilimento attraverso il varco che sono creati, hanno tagliato un'altra inferriata che protegge l'interno del reparto produttivo e una volta lì hanno razziato tutto quello che potevano in fretta e furia per poi scappare, tutto nell'arco di 10 minuti, come succede proprio nei film. Sembrava un'azione cronometrata e preparata già in precedenza. Un assalto preparato in precedenza, perché un punto di domanda in effetti ci viene, nel senso che a giugno già c'era stato un tentativo qui alla Livior, un tentativo però fallito. Esattamente sì, a giugno eravamo stati oggetto di un altro tentativo simile che però si era risolto con un nulla di fatto, perché appena avevano aperto il varco nella recinzione il sistema d'allarme, come è successo anche questa volta, era scattato immediatamente e i malviventi si sono dati alla fuga, però anche in quell'occasione avevano provveduto a piazzare un blocco in una via d'accesso, probabilmente per vedere quanto sarebbe stato il tempo di intervento del servizio di sicurezza e delle forze dell'ordine, ma pensavamo che, essendo appunto noi un'azienda che non è propriamente appetibile come può essere un'azienda orafa, di essere solo oggetto di un tentativo errato di furto. Invece questa volta ci sono riusciti. Parliamo del bottino. Stiamo ancora cercando di quantificare adesso con esattezza il quantitativo che ci è stato sottratto, però ad un primo riscontro siamo superiori ai 200 kg di argento che è stato trafugato, oltre a strumenti di precisione che sono stati distrutti durante l'accesso nel reparto produttivo. Circa 200.000 euro mi diceva. Sì, siamo intorno a quella cifra grosso modo. La banda ha agito, come vi raccontava appunto l'amministratore delegato di Livior, in pochissimi minuti, pare almeno 5 persone, meno di 12 minuti questo assalto da film. Insomma, in qualche modo vi rincuora il fatto che l'assalto non sia avvenuto di giorno, quando i dipendenti sono al lavoro. Infatti quella è la preoccupazione maggiore che si ha soprattutto in aziende del nostro settore, che sono ovviamente più soggette a questi rischi. Durante il giorno, con i dipendenti che entrano ed escono, se fosse successo un tentativo di furto sarebbe stato
probabilmente con conseguenze più importanti, e quindi il fatto che sia avvenuto di notte, che i danni siano limitati a danni materiali e metallo trafugato, ci rincuora e ci fa andare avanti più sollevati. Marta, da Romano De Zelino è tutto, se hai domande noi siamo ovviamente a tua disposizione. Grazie, io vi ringrazio davvero Monica per questo collegamento. So che l'amministratore delegato della Livior ha anche degli impegni pressanti, per cui vi lascio. Grazie a te e grazie al collega Andrea Benetti per il supporto tecnico. Una buona giornata e un buon lavoro a voi. Noi ora vi raccontiamo una vicenda che ha davvero colpito molto e sta addolorando il padovano, Piazzolla sul Brenta in particolare, dove un uomo di 58 anni è stato colpito da un malore che gli è risultato fatale proprio nell'ultimo giorno di lavoro, a poche ore dalla pensione. Sentiamo. Poche ore di lavoro prima della pensione. È stato un malore improvviso a togliere la vita a Michele Barco, 58 anni, di Piazzolla sul Brenta. L'uomo è morto all'interno della nota azienda tessile per cui lavorava da oltre 40 anni. Un momento difficilissimo per tutti i colleghi che hanno tentato invano di prestargli i primi disperati soccorsi nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Niente da fare, neppure i sanitari sono riusciti a rianimare l'uomo. Quello che doveva essere un giorno di festa si è trasformato in una tragedia che ha lasciato in lacrime una famiglia, e la grande famiglia che Michele Barco aveva ormai anche al lavoro. La cronaca ora ci porta a Montebelluna, dove lo ricorderete 2 sere fa c'era stata una rissa con un accoltellamento di un giovane e la questione purtroppo non si è esaurita lì. Ci racconta tutto il nostro Nicola Marcato, che abbiamo in collegamento con il supporto tecnico di Simone Merlo. Buongiorno Nicola. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo proprio qui nel posto dove è stata aggredita la sorella del ragazzo accoltellato sabato scorso, in pieno centro a Montebelluna, in piazza Marconi. La ragazza era venuta qui assieme al figlioletto di 8 mesi e ad un'amica per cercare di individuare i possibili aggressori del fratello finito in ospedale con ferite da coltello. Era in questo luogo quando era riuscita a individuare un ragazzo di origine magrebina e delle amiche, 4 ragazze che erano con lui, ed era convinta che il ragazzo fosse uno dei possibili aggressori di suo fratello. Per cui cosa ha fatto? Ha chiamato, o era qui nei pressi, una pattuglia dei carabinieri, ha parlato con loro spiegandogli di cosa era convinta. I carabinieri a quel punto hanno fermato il gruppetto di amici e li hanno tutti identificati. Cosa è successo però? Che quando la pattuglia dei carabinieri è andata via, dopo averli tutti identificati, i ragazzi avevano capito che la giovane mamma era stata lei a interpellare i carabinieri, e allora si sono avvicinati. Quando si sono avvicinati, insomma, con fare minaccioso hanno iniziato a insultarla, a spintonarla, e poi sono partiti, sembra, anche degli schiaffoni. Insomma, l'hanno aggredita in pieno giorno, erano le 9:30 qui, e le 2 amiche allora a quel punto hanno chiamato subito i carabinieri. I ragazzi si sono dileguati, ecco, un'aggressione in pieno giorno che allarma nuovamente, un fatto che preoccupa fortemente tutta la cittadinanza di Montebelluna, perché poi tra l'altro fatti, insomma, gravi ne sono accaduti. Era da alcuni mesi che non succedeva
succedevano fenomeni di tale violenza, però l'ultimo grave episodio ad esempio risaliva a fine giugno, quando un ragazzo aveva piantato una freccetta nella tempia di un altro ragazzo. C'erano stati anche altri scontri tra ragazzi, baby gang, danni ai tavolini, al bar. C'era stato anche l'episodio di un ubriaco che aveva in escandescenze buttato tavolini e sedie in un bar in pieno centro storico, sempre lì vicino a Piazza Marconi, nei pressi del municipio. Ecco, qui con noi abbiamo Nicola Palumbo, che è presidente dell'ente Palio ed è anche un esercente. Lui è la testimonianza di questa preoccupazione. Beh sì, siamo sicuramente preoccupati perché siamo sempre stati una città tranquilla e serena dove non capitava granché a livello così di atti vandalici e di teppismo. Invece gli ultimi mesi sono stati oggetto di una crescente situazione e di preoccupazione, perché lei ricordava bene, a giugno abbiamo avuto questi giorni paradossali e assurdi dove quasi ogni mattina ci si alzava con un atto di violenza accaduto in centro storico, poi nemmeno in periferia, e questo allarma perché si unisce alle baby gang che periodicamente girano anche le nostre attività commerciali, chiedendo con fare piuttosto aggressivo di poter sottrarre, rubare senza mezzi termini oggetti di nostra proprietà. Lo fanno con offese, insulti, spintoni, insomma situazioni veramente difficili anche da poter gestire bene. E poi le nostre case, che sono oggetto di incursioni sempre più frequenti da parte di malintenzionati che vanno a sottrarre i nostri beni e chiaramente non con fare benevolo. Insomma, una nostra città che deve a questo punto ogni giorno di più prestare molta attenzione a questi fenomeni, perché sono sempre più frequenti e sempre più allarmanti. Credo che non si possa dare come unico ruolo quello come dire impersonificato alla grande dalle forze e l'ordine, che hanno sempre maggiori risorse scarse, e questo purtroppo impedisce loro di essere così diffusamente attenti sul nostro territorio. Servono però anche, sono indispensabili le famiglie devono educare. A Monte abbiamo sicuramente molto da fare in termini di politiche per la famiglia, in termini di investimenti, e risorse sono scarse anche in termini di amministrazione pubblica, però qualcosa dobbiamo fare, perché se questi giovani ritengono di poter dare sfogo alle proprie noie, alle proprie difficoltà, magari spesso con la violenza e il teppismo, evidentemente qualcosa che non va nella nostra società c'è, ed è onere nostro, della società civile, dell'amministrazione, delle forze dell'ordine, delle famiglie, prendere in mano, capire cosa non funziona e porre in essere tutte quelle situazioni che possono dare una svolta, perché ogni giorno abbiamo purtroppo paura, è una paura che si fa sempre più consistente. Sì, poi una rissa, quella di sabato scorso, tengo a sottolineare, molto grave, perché tra i ragazzini, circa una decina, ragazzini dai 15 ai 18 anni, è spuntato fuori un coltello. Sì, come se non bastasse, insomma, sono cose che noi fino a pochi anni fa potevamo leggere sulla cronaca magari del Bronx, di Harlem o di certi quartieri in certe zone d'Italia. Invece qui in una zona serena e tranquilla, nel nord-est Italia, dove si lavora, si produce e si sta ogni giorno in prima linea per poter dare serenità alle nostre famiglie, dobbiamo anche avere questa ulteriore paura che non fa lavorare bene, non fa dormire bene la notte, ti fa controllare 7-8 volte in più se le porte sono chiuse, se le scuri sono chiuse bene. Non è un bel vivere, e credo che si debba a questo punto non minimizzare, non girarci dall'altra parte, ma prendere in mano di petto e capire cosa sta accadendo nella nostra città. Tengo a sottolineare che il ragazzo, che 18enne, accoltellato, è stato molto fortunato, perché la coltellata è andata in profondità, fortunatamente non ha
preso degli organi vitali. Ecco. Adesso si trova nel reparto di chirurgia dell'ospedale di Montebelluna e sta rapidamente migliorando e dovrebbe essere dimesso tra qualche giorno. Ecco, se non hai altre domande, a voi la linea, studio. Grazie a Nicola Marcato e al suo ospite Nicola Palumbo per questo collegamento, grazie anche per il supporto tecnico a Simone Merlo. Noi ora con la cronaca restiamo nel Trevigiano e torniamo a parlare di un delitto che ha profondamente scosso la Marca, Pieve di Soligo, quello di Adriano Armelin, l'83enne, lo ricorderete che lo scorso marzo fu massacrato nella sua abitazione. Ebbene, gli ultimi accertamenti che sono stati eseguiti rilevano dei dettagli ancora più agghiaccianti, tant'è che la Procura ha chiesto ed ottenuto per il 36enne marocchino che è stato arrestato per il delitto l'accusa di omicidio volontario aggravato e non più solo l'omicidio preterintenzionale. Sentiamo quindi. Questo è un punto nero nella nostra comunità, nel senso che quella porta che una volta era viva oggi è spenta e chiusa, quindi è un vuoto. Tutto è rimasto così, fermo, come se il tempo non fosse passato, fermo in quel tragico giorno quando Adriano Armelin fu massacrato. L'indagato Mohamed Boumarwan, il marocchino di 36 anni arrestato dai carabinieri, prima accusato di omicidio preterintenzionale, ora dovrà rispondere di un reato più grave, quello di omicidio volontario aggravato dalla finalità di rapina ed aver agito con crudeltà. La verità porta drammaticamente alla consapevolezza che questa persona ha agito consapevolmente o comunque lo ha fatto con un'efferatezza ancora più grave di quello che gli è stato imputato in un primo momento, e quindi credo sia giusto, proprio per quello che ha tolto, che possa pagare con la propria reclusione. L'anziano in pensione la sera del 25 marzo fu aggredito nella sua abitazione in via Schieratti a Pieve di Soligo e colpito violentemente in varie parti del corpo, in particolare al tronco e al capo, con calci, pugni e vari oggetti contundenti per ben 29 volte. Decisiva per la nuova imputazione il risultato dell'autopsia ed i riscontri del RIS dei Carabinieri di Parma, che si sono occupati delle indagini col nucleo investigativo e militari della compagnia di Vittorio Veneto. Ad incastrare il 36enne non solo i colpi inferti, ma anche le tracce, in particolare sangue, trovate nell'abitazione dell'83enne. Il pubblico ministero Giulio Caprarola ha notificato in carcere una nuova ordinanza restrittiva firmata dal GIP. Giovedì 2 febbraio il 36enne comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari Cristian Vettoruzzo per l'interrogatorio di garanzia in cui dovrà difendersi da queste ultime contestazioni. Credo che questo caso sia esemplare per come sono state condotte le indagini, quindi ringrazio veramente le forze dell'ordine e tutti i magistrati che ci stanno lavorando per arrivare alla verità di ciò che è accaduto per un giusto giudizio. Una comunità, spiega il sindaco, che ha subito una ferita impossibile da rimarginare. La mancanza di Adriano Armelin è una cosa che manca, cioè la sua presenza manca a tutta la comunità, la presenza quotidiana in questa piazza, agli amici e a tutte le persone che lo conoscevano. E torniamo ora alla tragedia che si è verificata ieri in provincia di Pordenone, a Sequals, dove un piccolo elicottero è precipitato sul greto del Meduna ed un imprenditore bellunese, Igor Schiocchet, 45 anni, di Trichiana, ha perso la vita. Lo schianto prima di pranzo ancora senza un perché. Igor Schiocchetta, 45 anni, di Trichiana di Borgo Valbelluna, è morto sul colpo precipitando a bordo del suo elicottero, un CH-7C1 monoposto, sul greto del Meduna, nella zona di Sequals, in provincia di Pordenone. Un testimone ha riferito di avere visto il velivolo roteare in modo anomalo e poi sparire. Davanti a Igor Schiocchetta volava l'amico di una vita, Alessandro Bogo, consigliere dell'Aeroclub di Belluno. Erano partiti assieme stamattina, sembra per andare a ritirare il monoposto di Igor, un ultraleggero tra
tra i più venduti e i più sicuri e probabilmente una volta recuperato il mezzo stavano rientrando a Belluno. Bogo, che potrebbe aver visto precipitare l'amico, è atterrato con il suo velivolo a poca distanza. Davanti ai suoi occhi solo rottami. L'allerta all'aeroporto di Aviano ha mobilitato i soccorsi. L'area dello schianto è stata delimitata, la raccolta di elementi utili alle indagini immediata. Con i carabinieri nella zona anche i tecnici dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, oltre ai vigili del fuoco e al personale dell'emergenza sanitaria regionale. La notizia della morte di Igor Schiocchetta, titolare di un'azienda di pitture e verniciature a Trichiana, ha sconvolto la comunità bellunese. Igor era molto conosciuto per la sua professione e soprattutto per la sua passione per il volo. Aveva conseguito più abilitazioni. Volava con il deltaplano, con l'Aliante e con il suo elicottero. Pilota espertissimo con una profonda conoscenza del territorio di tutto l'arco alpino, dice di lui Davide Zampieri, vicepresidente dell'Aeroclub di Belluno. Ma Igor Schiocchetta amava anche i motori. La sua ultima gara lo scorso novembre al 39esimo Rally di Bassano. Schiocchetta lascia 2 figli e attorno a loro si sono stretti familiari e amici. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Proseguiamo con la cronaca, andiamo a Padova dove proseguono le indagini sull'aggressione a 3 minorenni e a 2 genitori nel parcheggio dell'Ipercity di Albignasego, aggressione che si è verificata sabato scorso. Gli investigatori avrebbero individuato una delle minorenni responsabili. Sarebbe stata individuata una delle baby bulle che sabato pomeriggio nel parcheggio dell'Ipercity di Albignasego ha organizzato una spedizione punitiva nei confronti di 3 tredicenni. Le famiglie di quest'ultime, dopo mesi di vessazioni ed estorsioni, avevano denunciato le ragazze che perseguitavano le figlie. Da qui il raid punitivo messo a segno sotto gli occhi di decine di coetanei che per tutto il tempo hanno assistito inermi. Solo l'intervento del papà e della mamma di una delle ragazzine malmenate, sono 5 le persone finite al pronto soccorso dell'ospedale, le 3 tredicenni, i 2 genitori, ha di fatto posto fine al pestaggio. Sul caso la Procura dei minori ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Le indagini continuano grazie alle telecamere del parcheggio del centro commerciale e alle testimonianze raccolte, perché queste famiglie hanno deciso di parlare ai nostri microfoni perché sia fatta giustizia e perché altri ragazzi, come le loro figlie, non abbiano paura di denunciare simili aggressioni. Il papà, che ha accettato di raccontare quanto accaduto di spalle per tutelare la figlia, dopo aver ripercorso ore incredibili di vita, così commenta. Sono orgoglioso di noi stessi perché non abbiamo reagito. Perché loro sono minori, noi non possiamo fare nulla, perché altrimenti rischiamo di nostro. Anche se di minori lì non c'è nulla, lì c'è solo delinquenza. E sulla questione è intervenuta anche l'assessora all'istruzione della Regione del Veneto, Elena Donazzan. Sentiamo le sue parole. È inquietante ed è urgente che si intervenga. Ha ragione quel papà, qui va il mio abbraccio morale a quelle figlie a quelle ragazzine che sono state aggredite, e durissima deve essere la risposta nei confronti della comunità e dello Stato, ma prima della comunità. E vuol dire chiamare all'appello i familiari delle delinquenti, non è che dobbiamo chiamare le ragazze, sono proprio delle delinquenti, e dei ragazzi che stavano a guardare. Perché ancora una volta, come nell'episodio di Rovigo in classe, c'è la maggioranza silenziosa che fa da spettatore. Cosa ci è stato insegnato? Che dobbiamo girare la testa dall'altra parte? Ma cosa abbiamo insegnato a questi ragazzi? Che va bene tutto, che devono farsi i fatti loro? Cioè questo è il tema. Allora abbiamo un problema tutti, abbiamo un grosso problema come comunità, non siamo mica la civiltà che pensiamo di essere, siamo veramente terribili. Si guarda, si fa finta di niente, si gira la testa dall'altra parte. Questo non è veramente, per me non è mai stato accettabile. Io alle volte mi espongo fin troppo quando penso e credo in qualcosa, però penso che sia giusto così, e in questo caso veramente è una grandissima emergenza educativa.
Ancora cronaca dal veneziano, non è in pericolo di vita ma è ancora ricoverato all'ospedale il vigilante 25enne accoltellato da un gruppetto di ubriachi lo scorso fine settimana a Venezia. Si è trattato di un tentato omicidio, dice il titolare della ditta, che a sua volta sporgerà denuncia contro ignoti. 15 giorni di prognosi dal pronto soccorso di Mestre per il vigilante 25enne accoltellato alla schiena mentre era in servizio con 3 colpi di fendenti, di cui uno andato in forte profondità, rischiando la vita e la paralisi nella notte tra sabato e domenica scorsa a Venezia, a Rialto, in Campo Bella Vienna, da un gruppetto di persone tutte ubriache di nazionalità albanese. Ora in fase di identificazione da parte della polizia locale, che dalla smart control room del Tronchetto sta passando al setaccio frame dopo frame le immagini di videosorveglianza dell'area. Troppo pochi 15 giorni perché le forze dell'ordine possano intervenire anche d'ufficio in mancanza della denuncia, ce ne sarebbero voluti almeno 20, vale a dire soltanto 5 giorni di prognosi in più. Ora il vigilante è fuori pericolo, sebbene ancora ricoverato e in forte stato di shock. Sarà la ditta di Security a sporgere denuncia. Si è trattato di tentato omicidio, dice il titolare. Senza quella divisa così spessa che gli ha salvato la vita, forse saremmo qui a piangerlo. Fortunatamente è andata diversamente, conclude auspicando in una pronta e veloce modifica legislativa. Torniamo ora a San Zenone degli Ezzelini. Dopo il grosso incendio divampato l'altra notte è il momento della conta dei danni, che sono ingenti. Il giorno dopo l'incendio divampato lunedì sera all'Asolo Gold di San Zenone degli Ezzelini si contano i danni. Fiamme altissime che hanno interessato il retro dello stabilimento di Via dell'Industria, massiccio l'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Bassano, Castelfranco, Treviso, Montebelluna e Conegliano, da dove è giunto il carro aria per affrontare situazioni particolarmente critiche. I pompieri hanno lavorato per tutta la notte per spegnere le lingue di fuoco, le cui origini sono ancora al vaglio degli inquirenti. L'area attorno alla ditta è stata limitata dagli uomini e donne della protezione civile guidati dal presidente Sergio Favrin, che hanno seguito passo passo le operazioni di messa in sicurezza del sito. Il timore maggiore all'inizio era legato alla presenza di bombole di gas all'interno della struttura. Ho parlato prima con i vigili del fuoco che effettivamente hanno fatto un'entrata alternativa appunto per questa paura di queste bombole, però per il momento non sembra escluso anche questa preoccupazione, in quanto sono riusciti a entrare dall'altro cancello e sono già intervenuti per questo problema. Sul posto si era recata la vice sindaca di San Zenone, Stefania Ziliotto, che si era subito informata sulle condizioni di salubrità dell'aria nella zona. Io mi sono già informata, non ci dovrebbero essere pericoli a livello di sostanze tossiche nell'aria e vi posso assicurare che io qui presente, a parte questo leggero odore di fumo, non sento nessun fastidio alle vie respiratorie. Pericolo scongiurato anche dalla stessa ARPAV che ha monitorato l'area per tutto il tempo. L'Asolo Gold è stata parzialmente riattivata, i tecnici dei vigili del fuoco sono tornati in mattinata per fare i sopralluoghi e fare chiarezza sulle cause del rogo e capire, assieme ai responsabili della ditta, le condizioni della parte di struttura intaccata dall'incendio. E torniamo ora a Padova dove c'è una città nella città, quella della popolazione universitaria che conta 70.000 studenti e numerose le proteste per l'ormai cronica carenza di alloggi. Bene, oggi l'ESU ha inaugurato una nuova residenza da Padova, quindi ci colleghiamo con i colleghi Chiara Gaiani e Cristian Roque Allende. A te Chiara. Un buongiorno da Padova, ci troviamo in via Gattamelata davanti a una nuova residenza dell'ESU di Padova, l'ente per lo sviluppo allo studio. Sappiamo quanto sia importante il reperimento di alloggi universitari per la città di Padova, una città che ricordiamo solo come popolazione universitaria raggiunge le 70.000 unità. Questa è una prima risposta a quella che è una cronica carenza di alloggi per chi arriva da fuori e studia a Padova. Siamo con Giuseppe Maschera, che è il presidente dell'ESU di Padova. Sì, buongiorno. Sì, gli studenti universitari a Padova sono una città nella città. Noi stiamo cercando di lavorare quanto più possibile per
dare la possibilità a questi studenti di avere un alloggio e con questa operazione che abbiamo fatto assieme ai fondi, cofinanziata dai fondi del PNRR, siamo riusciti ad aumentare di quasi il 9% i posti letto, passiamo da 1360 a circa 1500 posti. Non ci siamo ancora fermati perché stiamo aspettando ulteriori cofinanziamenti da parte della Regione e dello Stato per altri progetti che avevamo già avviato a maggio del 2022 che nei prossimi mesi dovrebbero iniziare con la fase definitiva dei lavori. Ecco, quello che vedete alle mie spalle è un ex albergo, qui ci sono 40 posti letto, entro il mese di febbraio raggiungerete i 125 non solo a Padova, ma ricordiamo che l'Università di Padova ha una sede anche a Vicenza. Sì, questi 125 posti sono dislocati tra questa sede che ne ha 40, una sessantina in un altro ex hotel di Vicenza a San Raffaele e altri 25 posti saranno in via Minio all'Arcella in una palazzina dell'Università di Padova che ha dato in gestione a noi. Ecco, sono però 1800 le domande che vi sono arrivate solo quest'anno, Presidente. Sì, le domande sono ovviamente più della disponibilità, però noi stiamo facendo il possibile, ci siamo insediati un anno fa, esattamente un anno fa, e in un anno abbiamo già messo a disposizione ad oggi, 1 febbraio, 125 posti e ripeto, spero entro fine anno, inizio dell'anno prossimo, di avviare già i successivi posti con i vecchi progetti che avevamo già iniziato a maggio. Ovviamente questo in stretta collaborazione con l'Università di Padova, insomma, che sta lavorando. Di fatto Padova è una città a forte vocazione universitaria e probabilmente sarà uno dei grandi sviluppi per il futuro della città. Assolutamente, la collaborazione con l'università è fondamentale e molto attiva. Siamo tutti quanti propositivi per risolvere questo problema e per dare una risposta agli studenti nel più breve tempo possibile, ma nei limiti delle nostre possibilità. Io più di ringraziare tutti i tecnici sia dell'università che di ESU, che in un tempo veramente ristretto hanno fatto i miracoli per dare possibilità, per dare atto a questi progetti di prendere il via e di accedere ai fondi del PNRR, non posso fare, quindi grazie veramente a tutti quanti i tecnici dell'Università di ESU e faccio i miei personali complimenti, ma sono sicuro che anche gli studenti capiranno lo sforzo che stiamo facendo. Ecco, non so se ci sono altre domande da studio, se no ringraziamo Giuseppe Maschera, il presidente dell'ESU di Padova, per essere stati con noi e da Padova restituisco la linea. Grazie a Chiara Gaiani. Noi restiamo a Padova perché c'è stata ieri sera una manifestazione degli antagonisti, erano circa 150 i giovani radunati davanti a Palazzo Moroni per protestare contro le misure cautelari nei confronti appunto di 7 antagonisti, protagonisti degli scontri che ci furono nei confronti appunto di polizia e carabinieri. Sentiamo. Succede perché qualsiasi alterità, qualsiasi tipo di dissenso deve venire in qualche modo silenziata. Succede perché non c'è un'alternativa valida, perché c'è un'erosione dei diritti e del welfare che abbiamo visto che si acuisce sempre di più, soprattutto con questo governo oggi che abbiamo in Italia. C'era anche una delle attiviste sgomberate lo scorso novembre dalle case Ater di Via delle Melette ieri sera davanti Palazzo Moroni a Padova. Una mobilitazione contro i provvedimenti presi nei confronti degli antagonisti veneti dopo gli scontri legati agli sgomberi in zona Palestro. In 150 per un sit-in davanti al comune di molte realtà della galassia antagonista vicine alle posizioni del centro sociale Pedro. Molti gli interventi al microfono per dare la propria versione dei fatti e per accusare il governo di voler reprimere le voci di dissenso. Ci troviamo in questa piazza per parlare però di negazione dei diritti, di negazione di impedimento materiale alla pratica di una vita possibile, di castrazione di ogni futuro. Siamo qui per chiedere e denunciare quanto accaduto questa mattina a Padova. Ma non ci sfugge un quadro molto più ampio dalle tinte fosche e preoccupanti. Una cappa di oppressione, una cappa di repressione che il governo guidato dalla post-fascista Giorgia Meloni sta facendo calare sull'intera Italia e in prospettiva sull'intera Europa.
Il caso Cospito, scritte a favore della liberazione dell'anarchico anche sui muri del centro di Treviso. Il sindaco Conte promette che saranno ripuliti e torna alla mente l'attentato al K3, la sede della Lega. Massima attenzione alla condizione di salute del detenuto, ma è impensabile che lo Stato ceda perché lo stesso detenuto pone o vorrebbe porre lo Stato in condizione di cedere. Mentre il ministro della Giustizia, il trevigiano Carlo Nordio, ribadisce che per l'anarchico Alfredo Cospito non ci sarà una modifica del carcere duro malgrado lo sciopero della fame intrapreso, in città proprio gli anarchici imbrattano i muri del centro per chiederne la liberazione, prese di mira via Ortazzo e Calle del Podestà. E hanno colpito soprattutto per arroganza e maleducazione e mancanza di rispetto nei confronti della comunità trevigiana. Ovviamente adesso provvederemo a sistemare questi imbrattamenti e io spero che attraverso le videocamere di sorveglianza si possa anche stabilire chi è stato l'autore di queste scritte, perché è giusto che chi fa questi gesti, indipendentemente dal processo o no, poi venga responsabilizzato e paghi i danni. Sul piano politico è ancora fresca la ferita causata dall'attentato alla sede provinciale della Lega Trevigiana al K3 di Villorba nell'agosto del 2018, per la quale è stato condannato a 28 anni di reclusione l'anarchico spagnolo Juan Antonio Sorroche Fernandez. Il secondo ordigno lasciato sul pianerottolo esterno avrebbe potuto ferire chiunque fosse uscito sulla scala d'emergenza e tra i militanti presenti quella sera a una riunione c'era l'assessore trevigiano Alessandro Manera. Secondo me non è molto da scherzare, bisognerebbe capire anche chi sovvenziona queste persone, quali partiti politici ne possono essere affini, perché in passato non ci sono state condanne così nette di qualche parte politica e secondo me o di qualche esponente politico è stato molto grave, o comunque è stato una coabitazione esterna che non è mai piaciuta, e io sono sempre per condannare qualsiasi tipo di reato nei confronti dei partiti politici e nei confronti delle persone. Il 25 settembre scorso Mariana Triasco muore in Ucraina. Sono passati 4 mesi, ma per lo Stato italiano la donna è ancora viva. Il marito, che abita a Villorba: non ce la faccio più con tutte le spese. Sentiamo. Mariana è morta al fronte, in Ucraina, il 24 settembre dell'anno scorso, colpita da un drone russo. È andata ad aiutare il suo popolo come infermiera, poi promossa a medico sul campo. Sono passati 4 mesi, il funerale è stato celebrato nel suo paese, quel paese che lei tanto amava, ma Mariana, per l'Italia, è ancora viva. Questo perché il marito Edgardo non ha il certificato di morte. Per la burocrazia italiana è ancora viva. Infatti il comune di Villorba nel Trevigiano non cancella ancora mia moglie dall'anagrafe e io ho dei problemi. Una situazione paradossale. La vita di Edgardo e dei suoi bimbi si è fermata. Dal mutuo cointestato a qualsiasi pratica o documento da fare. Impossibile. Mariana, 37 anni, non c'è più, ma nei documenti lei continua ad esserci. Eppure le immagini del funerale di Stato, che hanno girato su tutti i social, non bastano. Serve un certificato disperso in un paese nel pieno del caos bellico. Ci sono anche altri problemi, perché l'auto con targhe italiane di mia moglie è rimasta lì in Ucraina, non si sa se esiste ancora, se è stata trafugata, se è stata presa dai parenti di mia moglie, non lo so. Poi per ogni documento che devo fare mi chiedono il certificato di morte, attualmente io non ce l'ho. Nelle parole di Edgardo, guardia giurata nel Villorbese, la disperazione di una situazione che non sembra sbloccarsi. Sono passati 4 mesi e mezzo e io non so come andare avanti. C'è anche il problema del primo figlio di mia moglie che dovrei adottare, però mi trovo bloccato proprio perché manca questo certificato di morte, quindi chiedo alle istituzioni italiane di sbloccare la situazione sempre se ci riescono. Di Mariana gli rimane l'orgoglio, ma anche una punta di amarezza. Mia moglie ha sacrificato la sua vita per il suo paese. Però con la sua morte i problemi ce l'ho io e i miei figli.
Folle fuga per le vie del centro storico di Vicenza, poi Sperona, l'auto della polizia locale, denunciato e sanzionato un 64enne della provincia di Treviso. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di auto di servizio, oltre alla maxi sanzione da oltre 5.500 euro. Si tratta di un 64enne della provincia di Treviso, fermato dalla polizia locale dopo una fuga a gran velocità per le vie del centro storico di Vicenza. Tutto è successo domenica pomeriggio, quando in Contrà Vittorio Veneto gli agenti hanno notato l'uomo che guidava l'auto senza cinture di sicurezza. All'alta degli agenti si è dato alla fuga e di lì è partito l'inseguimento folle a sirene spiegate da Contrà Ponte Pusterla fino Viale Grappa e Contromano in via Valleggio sul Mincio, inseguito dalla pattuglia fino in via Peschiera, quando l'uomo ha tentato una brusca manovra per cercare di sfuggire agli agenti, speronando in retromarcia l'auto di servizio. Fermato e identificato, è risultato senza patente perché è revocata per violazioni al codice della strada. Oltre alla denuncia, per lui è scattata anche la sanzione per non essersi fermato all'ALT, per le manovre pericolose e l'alta velocità, oltre che per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. L'uomo è stato segnalato all'autorità giudiziaria per la confisca dell'auto. Una coppia di agenti della Polfer di Padova ha salvato una giovane che stava camminando lungo i binari della stazione proprio mentre stava per sopraggiungere un treno. La Polfer ha anche diffuso il video del salvataggio. Vediamo. Una ragazza cammina lungo il primo binario della stazione di Padova. Il treno è in arrivo. La situazione non sfugge agli agenti della polizia ferroviaria che si dirigono subito verso la donna. Uno dei poliziotti intervenuti scende sulla sede ferroviaria, afferra la ragazza e la spinge sul marciapiede, dove, con l'aiuto dell'altro collega, riesce a metterla in salvo. Ecco il video shock diffuso dalle forze dell'ordine che racconta come gli agenti abbiano sventato un tentativo di suicidio. È successo sabato scorso. La ragazza, 26enne, è stata poi affidata alle cure dei sanitari. La rottura di una caldaia centralizzata imprevista. Spiega così l'Ater di Padova la situazione che stanno vivendo le 80 famiglie che vivono nei condomini di via Brofferio. Il presidente Businaro, i tecnici sono intervenuti subito, ma l'impianto pesa 10 quintali. Una caldaia centralizzata del peso di 10 quintali, regolarmente manutentata, è quella che venerdì sera è scoppiata nei condomini Ater di via Brofferio alla Guizza, lasciando 80 famiglie al freddo. Ai nostri microfoni avete sentito le testimonianze di persone con bambini piccoli che denunciano il degrado delle tubazioni e intanto sono alle prese da giorni con le stufette elettriche. Consapevole dell'enorme disagio, il presidente di Ater Padova, Tiberio Businaro, che raggiunto al telefono ci ha spiegato come le manutenzioni dell'impianto, che aveva 10 anni di vita, fossero state regolari e che si trattava di un guasto del tutto imprevedibile. I tecnici dell'ente per la casa sono intervenuti subito, ma nel fine settimana hanno potuto fare poco. Per lo spostamento della caldaia servono infatti delle strumentazioni adeguate. Il lavoro di installazione della caldaia nuova è già iniziato, rassicura Businaro, che spera tutto possa tornare alla normalità nel giro di pochi giorni. Nel frattempo Businaro rassicura i residenti. L'Ater di Padova, con i fondi del PNRR e con fondi propri, sta mettendo in campo un piano di ristrutturazione e investimenti da 33 milioni di euro. Ogni anno vengono cambiate nelle residenze Ater 350 caldaie. Grazie al superbonus quest'anno saranno 1800. Ed ora parliamo di alpini, perché abbiamo in collegamento, lo ringrazio per essere con noi, Massimo Cortesi, direttore della rivista L'Alpino. Buongiorno Cortesi, grazie per essere con noi. Perché? Perché dopo le polemiche che ci sono state all'ultima adunata, quella di Rimini, ed in vista della prossima adunata a maggio a Udine, è partita una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, e quindi gli alpini hanno lanciato un sito controlemolestie.it. Di che cosa si tratta e perché questa iniziativa?
L'iniziativa è partita, come giustamente hai ricordato, dopo la Dunata di Rimini dello scorso anno. Il problema che ci ha molto addolorato è che mediaticamente è passata l'equazione alpino uguale molestia, e questo per noi era intollerabile, perché anche se nessuno nega che ci possa essere stato qualcuno con un cappello alpino in testa che abbia avuto un comportamento molesto, quello che per noi è inaccettabile è che il concetto di molestia venga associato a quello dell'Associazione Nazionale Alpini, che da più di 100 anni è nota per ben altre qualità e ben altre capacità di intervento. Quindi ci siamo detti, adesso dobbiamo cercare di spezzare questa equazione e di ricostruire, fra virgolette, una reputazione corretta per la nostra associazione. E abbiamo pensato che, visto che di fatto non lo fa nessuno, gli alpini, che sono uomini del fare, che sono uomini abituati alla solidarietà e ad aiutare chi è in difficoltà, dovevano affrontare questo problema, che è un problema, quello delle molestie, soprattutto culturale, e vedere sia al nostro interno sia all'esterno, con un confronto costruttivo, che cosa si poteva fare per migliorare la situazione. Ecco, mi pare peraltro, no, che questo nuovo sito controlemolestie.it non lasci spazio, no, a equivoci. Si spiega subito, no, che le molestie non sono complimenti non graditi, non sono atti di goliardia, sono gesti malsani, apprezzamenti di natura sessuale rivolti in modo esplicito, volgare, talvolta minaccioso ad una donna incontrata per strada o in un luogo pubblico, non più tollerabili. Quindi quello che voi diciamo sottolineate con forza è proprio quello anche di quanto sia necessario un cambiamento culturale, no? In questo senso. E soprattutto un cambiamento culturale è quello che serve, perché oggi la cosa importante, quella che a noi sta a cuore, è chiarire che gli alpini non sono il problema. Gli alpini vogliono essere parte della soluzione del problema, perché la questione delle molestie è un problema trasversale a tutta la società, non è un problema di chiunque si metta in testa un cappello alpino, anche perché gli alpini come categoria non esistono se non nell'ambito del volontariato, perché un alpino può essere un idraulico, un elettricista, un muratore, un falegname, cioè, quindi non esiste l'alpino in quanto tale, però i concetti, i valori degli alpini esistono, e noi vogliamo che proprio in base a quelli si affronti questa questione, che, come ripeto, è una questione culturale che è trasversale a tutta la società. Il degrado culturale della nostra società è sotto gli occhi di tutti e, come dicevo, gli alpini non vogliono essere parte del problema, vogliono essere parte della soluzione. Ecco, voi come ANA avete quindi avviato anche una campagna di sensibilizzazione su questo tema all'interno dei vostri associati? Assolutamente sì. Nelle prossime settimane partiranno una serie di incontri con gli alpini di tutte le nostre sezioni sparse in Italia, che sono oltre 80, e avremo dei confronti, la partecipazione e il contributo anche di esperti, di sociologi, di esperti di comunicazione. Faremo un lavoro capillare per quanto sia possibile per un'associazione che ha 330.000 soci, però cercheremo di raggiungere un target il più ampio possibile, e in questa avventura, in questo percorso, vogliamo tirare a bordo tutti quelli che vogliono collaborare con noi, anche tutte le associazioni delle donne che a Rimini sono state molto critiche con noi. Noi siamo apertissimi al confronto e alla collaborazione e al contributo di tutti. Grazie, io la ringrazio Cortesi per essere stato con noi, e crediamo, insomma, che sia importante continuare a sottolineare questi aspetti, perché, insomma, la violenza contro le donne, le molestie nei confronti delle donne non sono accettabili in nessun modo, senza se e senza ma. Grazie dunque a Massimo Cortesi, direttore dell'Alpino, una buona giornata, grazie. Grazie anche a voi, buona giornata e buon... Un saluto. Noi ora passiamo alla politica, perché abbiamo collegati i nostri prossimi ospiti, che ringrazio per essere con noi, due rappresentanti veneti al Parlamento europeo, l'onorevole Achille Variati, europarlamentare del Partito Democratico, e Gian Antonio D'Arè, europarlamentare della Lega. Buona giornata e benvenuti. Buona giornata a lei e ai telespettatori, ovviamente, e anche al mio collega. Buona giornata a tutti voi, grazie dell'invito e naturalmente ricambio il saluto.
da Achille Variati, siamo istanze diverse ma nello stesso posto. Ecco, siete entrambi collegati dalla sede del Parlamento europeo. Allora, dall'Europa però veniamo in Italia per parlare come primo tema di autonomia, perché dopo il preconsiglio dei ministri di ieri pomeriggio, domani la questione dell'autonomia differenziata, la bozza presentata dal ministro Calderoli, approderà in Consiglio dei ministri, e già nelle ultime ore stiamo assistendo ad una divisione e a molti distinguo da parte della politica. Dare, vorrei cominciare da lei, visto che insomma sappiamo che questo è un cavallo di battaglia della Lega. Innanzitutto sono stati posti alcune piccole modifiche rispetto a quello che era il disegno iniziale, quali e che cosa comportano? Ma diciamo che la cosa più importante è che domani per la prima volta arriva sul tavolo dei ministri questa proposta per discutere l'autonomia, perché fino adesso non abbiamo mai visto, non è mai arrivato sul tavolo dei ministri. Quando c'era l'onorevole Stefani, ministro dell'autonomia, non è mai arrivato, quindi questo è già un primo passo. Poi ci saranno degli aggiustamenti, ci saranno sicuramente delle modifiche, ci sono tanti se, tanti ma. Certo che sì, magari chi sta a sud magari ha paura che ci sia un taglio ma in realtà questo è un qualcosa che hanno voluto i veneti, e non perché erano della Lega, ma i veneti che sono residenti in Veneto, e quindi c'è stato un referendum. È giusto che questo vada avanti. Ci abbiamo provato con il governo giallo-verde, ci abbiamo poi provato con il governo giallo-verde e poi anche con il PD, e non ci siamo mai riusciti. Finalmente questa bozza arriva nel Consiglio dei Ministri ed è il punto essenziale per iniziare a parlare e a discutere. Achille Variati, allora arriva dunque in Consiglio dei Ministri questo progetto tra appunto molte divisioni e molti distinguo anche all'interno della stessa maggioranza di governo. Abbiamo sentito l'altro giorno davanti ai sindaci dei piccoli comuni le parole della Premier Meloni, no? Non devono esistere cittadini di serie A e di serie B, e anche alcuni esponenti del Partito Democratico, penso per esempio al governatore della Campania De Luca, stanno già sulle barricate. Guardi, innanzitutto io sono da federalista convinto quale sono molto contento che la pratica sia arrivata alla presidenza al Consiglio dei Ministri. Sono molto contento. Sono stato uno di coloro che hanno votato con molta fierezza il referendum nel lontano ormai 2017, e quindi su questo è un colpo positivo. Però da qui a dire che allora adesso siamo vicini al risultato ce ne manca, perché innanzitutto bisogna stabilire, ma è una cosa che diciamo da anni, purtroppo il presidente Zaia non si è contraddistinto per un lavoro efficace a livello nazionale. Bisogna stabilire i minimi dei diritti civili e sociali di tutti gli italiani, perché solo così supereremo l'ostacolo che da una buona parte dell'Italia, guardando al Veneto, guardando all'Emilia Romagna e guardando alla Lombardia, dicono: ecco, questi sono gli arricchiti che si vogliono tenere i loro soldi. No, non è così. Questi sono coloro che ritengono che le funzioni, passando dallo Stato alla Regione, a parità di risorse, forse addirittura risparmiando risorse, si daranno servizi migliori, più efficaci ai cittadini. Per superare questo grande ostacolo, che potrebbe essere mortale per questa grande iniziativa di riforma, bisogna arrivare ai livelli minimi dei diritti civili e sociali nel nostro paese. E poi Zaia se la deve mettere via, bisogna non insistere in modo demagogico o tutte e 23 le materie o nessuna. Cerchiamo di essere realistici come noi veneti lo siamo.
Se per il momento alcune materie, quali ad esempio quelle della scuola, che sono molto divisive, dovessero essere un pochino accantonate, intanto si porta a casa il resto. Ecco, io spero che si avvii questa strada su questi parametri e allora forse possiamo ottenere un risultato, altrimenti saranno chiacchiere e non si combinerà niente. Ecco, Dara, è così, quindi 23 materie o niente? Ma 23 materie perché diamo la possibilità a chi sta a Roma di scegliere tra le materie quella che vuole fare per prima. E quindi, anche perché mi dispiace, ma non voglio essere in contrapposizione con Achille Variati, ma voglio dire che i diritti civili e sociali sono sanciti e difesi dalla Costituzione. Cos'è che noi vogliamo in questa autonomia? Vogliamo che anche le regioni del sud abbiano una responsabilità di spesa per quelle che sono queste materie, perché avendo fatto il sindaco sia che lui, è chiaro, noi abbiamo dei bilanci da fare e questo è il periodo in cui le amministrazioni locali stanno facendo i bilanci con grande difficoltà e grande parsimonia, ma soprattutto una grande parsimonia nelle spese, quello che non avviene purtroppo in tante regioni del sud. E quindi questa devolution, o chiamiamolo come autonomia, serve anche per far capire che i soldi che vengono dati alle regioni, che vengono dati dallo Stato, devono essere soldi non spesi, ma investiti per migliorare quelle che sono le situazioni all'interno delle varie regioni. Ci sono regioni trainanti come il Veneto, come l'Emilia Romagna, come la Lombardia e quant'altro, altre purtroppo che sono in sofferenza. Nessuno lascia a piedi nessuno, però il senso di responsabilità e il senso civico su quelle che sono le risorse che vengono date e introitate a Roma poi devono essere distribuite sul territorio in maniera equa e soprattutto capire che quei soldi non vanno buttati via. Ecco, una domanda sui tempi ad entrambi. Secondo voi ora come si procederà e che cosa ci si prospetta insomma davanti? C'è chi dice si tratta di una mossa elettorale per abbonire un po', no, l'elettorato del nord, visto che si vota tra poco per le regionali anche in Lombardia, quindi sarà davvero così, Variati? Io spero che l'autonomia sia tolta dalla bagarre elettorale, se no non ne viene fuori un ragno dal buco, e poi soprattutto che per amor del cielo non si sposi, non si contratti l'autonomia con la Repubblica presidenziale. L'autonomia differenziata è una cosa ed è una partita. L'idea del presidenzialismo nel nostro paese con una riforma costituzionale è un'altra partita. Se le due partite si confondono non verrà fuori niente. Ecco, Dara, i vostri alleati, Fratelli d'Italia, insistono invece proprio molto su questo, no? Sul presidenzialismo e sul fatto che le due riforme debbano andare a braccetto. Sì, le due riforme sono le due parti politiche che hanno messo assieme, diciamo, Lega e Fratelli d'Italia. Il presidenzialismo ha un altro percorso, come giustamente dice Achille Variati, ha un percorso diverso perché bisogna fare un cambio della Costituzione e non è che si fa il cambio della Costituzione con la maggioranza, ma lo si deve fare anche con i numeri dell'opposizione. Quindi questo è una partita che viene giocata su un altro tavolo, sicuramente sempre a Roma, ma sicuramente con, diciamo, una procedura diversa. E quindi le due cose possono andare avanti assieme. Certamente è difficile il presidenzialismo perché bisogna avere anche l'appoggio di altre parti che stanno all'interno del Parlamento romano, che non sono certamente, fanno parte della maggioranza, quindi sarà una bella discussione in entrambe le cose, perché chi sta a sud difenderà la posizione, chi sta a nord difenderà la propria posizione, però bisogna trovare una sintesi in entrambi le due cose importanti. Ecco, avete tirato in ballo una battuta. Prego. Fare una battuta? La battuta è questa: se ci mettessimo a tavolino io e l'onorevole Darè, sono certo che troveremo rapidamente una sintesi.
valida per il nord e anche per il sud. Temo che i protagonisti saranno diversi e allora boh. Ecco, peraltro no, c'è anche un bello scontro a Roma proprio in queste ore, l'abbiamo visto sul caso Cospito dopo l'intervento in aula ieri di Donizetti, no? Interverrà il gran giurì, si minacciano azioni legali, insomma vedremo che cosa succederà, ma certo il clima è estremamente teso in queste ore. Il clima è teso perché l'intervento di Donizetti è stato veramente terribile, cioè lui che è vicepresidente del Copasir, che è uno degli organi di sicurezza dello Stato, evidentemente è venuto a conoscenza di informazioni riservate e ne ha fatto un uso pubblico contro gli avversari, una roba che non è di una gravità eccezionale. Tenga presente tra l'altro che alcuni parlamentari tipo la Serracchiani, Orlando, altri erano andati insomma al carcere di Sassari per fare una verifica, perché sia ben chiaro che sul caso Cospito non si fanno sconti a nessuno, a gente che ha fatto del male alla comunità e agli altri. Questi devono pagare, se devono pagare col carcere duro pagano col carcere duro, punto. Però in carcere non si deve morire, attenzione, cioè se uno è malato va curato, perché non c'è la pena di morte in Italia. Allora, l'azione di Donizetti è stata veramente gravissima, gravissima. Donzelli, sì, ho sbagliato anch'io, chiedo scusa, che peraltro ha detto di avere ricevuto le notizie del Mastro, quindi direttamente dal Ministero dell'Interno. Darei su questo tema. Ma su questo tema la penso esattamente variati per il semplice motivo che quando ti danno un regime carcerario così stretto è dato a persone altamente pericolose, d'altra parte è certificato che questo, e l'ho anche ammesso, ha sparato, ha gambizzato, ha fatto l'attentato ai carabinieri, quindi adesso se si mette a fare lo sciopero della fame e pensa che con lo sciopero della fame di poter uscire dal 41 bis, credo che abbia sbagliato tempi e metodi. Poi che ci sia una difesa, che non si debba morire in carcere, certo che sì, che non bisogna morire in carcere, però se tu ti rifiuti di mangiare è una scelta tua e le conseguenze sono tue. Non è che dobbiamo cambiare il regime carcerario oppure cambiare tutto perché qualcuno se no, altrimenti anche i mafiosi fanno la stessa cosa e quindi tutti quanti di questo sistema, di questo regime carcerario duro non avrà successo. C'è un altro tema che volevo affrontare, andiamo un po' veloci perché davvero oggi c'è tanta carne al fuoco, un tema che sta, come dire, impensierendo molte persone in Italia, in particolare nel nostro Veneto, dove c'è una percentuale altissima di proprietari di abitazioni, ed è quello della normativa della quale si sta discutendo appunto in Europa sull'efficientamento e quindi obbligatorio delle abitazioni energivore, delle case più vecchie entro 7 anni, una questione che sta sollevando una bufera di polemiche, ma anche sta impensierendo molte persone proprietarie di case un po' vecchie o che magari di abitazioni ne hanno più di una, come effettivamente accade molto spesso nella nostra regione, dove magari le famiglie risparmiano per tutta la vita per acquistare una seconda abitazione magari per il figlio, oppure conservano la casa ereditata dagli anziani genitori. Come vi ponete in merito a questa decisione? Variati. Ma guardi, noi dobbiamo sempre ricordare che qui in Europa abbiamo un grande obiettivo, che sembra un obiettivo lontano, ma per raggiungere quell'obiettivo potente per la qualità della vita e per l'esistenza della vita che verrà, che è quello di una neutralità climatica nel 2050, sembra lontano, ma dobbiamo cominciare a operare su tutta una serie. Io ad esempio mi sono occupato recentemente di un dossier importante, che è il dossier batterie, proprio per
creare le batterie da quelle stilo a quelle ovviamente industriali e delle automobili, le batterie più sostenibili al mondo. Quindi dobbiamo fare una serie di azioni mirate alla riduzione della produzione di impronta carbonica nell'atmosfera. Ora, questo che lei dice sta dentro a questa logica, però io mi sento di dire, nessuna decisione qui è ancora stata presa da parte del Parlamento, se ne sta discutendo e troveremo modalità e tempi per raggiungere questi obiettivi. Quindi calma, e sapendo soprattutto che chi ha le case più vecchie, che sono case in cui c'è una grande dispersione calorica, sono anche spesso le case più vecchie in capo a proprietari che magari hanno dei redditi più bassi. Quindi le imposizioni dovranno essere accompagnate anche da una mano di aiuti, ed è nell'interesse di tutti fare della propria casa una casa in cui si risparmia, no? In termini di consumi. Quindi calma e gesso, come si dice dalle nostre parti. Calma e gesso. Allora, Darè, è chiaro, no, che sicuramente l'obiettivo sia di avere delle abitazioni più efficienti e quindi dando la possibilità ai cittadini di spendere meno, sia soprattutto per inquinare di meno questo nostro pianeta che ormai sta veramente soffrendo, e i mutamenti climatici insomma sono ormai sotto gli occhi di tutti, è davvero fondamentale. È chiaro che però, appunto, giustamente sottolineava l'onorevole Variati, spesso le abitazioni più vecchie sono anche quelle delle persone meno abbienti, che quindi fino ad oggi non hanno avuto la possibilità o i denari insomma per cambiare casa o per riammodernare la propria. Certo che sì, perché innanzitutto se noi abbiamo una casa efficientata abbiamo dei costi di riscaldamento e quant'altro molto, molto più bassi, quindi è nell'ottica di tutti, è nell'ottica anche dell'Europa, che vuole appunto ridurre l'inquinamento, l'emissione di CO2 nell'atmosfera. Però portare questi obiettivi con date certe del 2035 è impossibile, anche perché noi dobbiamo dare una mano a chi ha queste case, diciamo, l'Europa deve dare degli incentivi se vuole perseguire questo risultato, perché non basta, sono costi enormi, ma soprattutto noi abbiamo un patrimonio, diciamo così, edilizio che molto spesso è vecchio, ma soprattutto abbiamo anche i centri storici, per cui lì si è data anche una deroga molto più ampia e molto più vasta. Però tutti vorrebbero efficientare la propria casa, ma se poi non si vuol fare, per mettere i pannelli fotovoltaici ci vuole l'ok della sovrintendenza nei centri storici, allora capisce che qua le cose vanno in contrasto tra di loro. Allora dobbiamo fare l'efficientamento? Certamente sì, lo dobbiamo fare bene, bisogna dare degli incentivi, ma soprattutto non dare termini diciamo perentori di realizzazione, perché non è possibile perché abbiamo un patrimonio diciamo di case straordinario, e quindi è difficile perseguire questi obiettivi nei tempi che l'Europa o qualcuno in Europa cerca di portare. Quindi secondo lei ben venga, ma in tempi più lunghi? Sì, non è possibile realizzare con date perentorie 2035 realizzare questo. È impossibile anche dal punto di vista tecnico e nella fornitura dei materiali. Non siamo pronti, non sono pronti, e quindi bisogna tutti vogliamo essere, diciamo, inquinare di meno e risparmiare soprattutto. Però lo dobbiamo fare con tempi molto più allungati, ma soprattutto bisogna che anche l'Europa pensi di dare degli incentivi, perché le famiglie non possono sostenere questi sforzi, altrimenti lo avrebbero già fatto. Lo avrebbero già fatto, magari approfittando anche del 110, ma abbiamo visto, no, onorevole Variati, che cosa sia successo, e poi tutti i problemi e le situazioni di enormi criticità che tuttora si stanno scontrando.
Ma guardi, se lei parla di 10, devo dire, è veramente una ferita aperta, perché quei lazzaroni che hanno fatto pasticci e hanno imbrogliato con i soldi dello Stato, veramente è gente da galera, no? Ma è possibile che in questo nostro paese ogni volta che c'è una buona idea per aiutare i cittadini a attivare lavoro, dare lavoro, ci debbano sempre essere i furbi che rovinano tutto, no? Perché il 110 è stato rovinato dai furbi, tra virgolette, e dai lazzaroni che poi hanno innescato un meccanismo di aumento dei prezzi che poi genera inflazione, e l'inflazione sappiamo che è la piaga più grande, perché a pagarla di più l'aumento dei prezzi, che poi sono tutti a catena, no? Per cui un prezzo aumenta e ne tira un altro fino ad arrivare ai generi di consumo, quelli alimentari base, a pagare di più sono i più poveri, caspita. Quindi guardi, il 110 è stata una bella esperienza rovinata dai furbi, ma che ha comunque innescato un bel volano per la nostra economia. Non sarà possibile mantenerla, però le agevolazioni ci saranno, e ad esempio per il cambio di classe energetico bisognerà sicuramente, magari per i redditi più deboli, aiutare i cittadini a mettere a posto le loro case. Altro tema che è particolarmente dibattuto anche nel nostro territorio in riferimento a quelle che sono le decisioni prese dall'Unione Europea è quello del vino, dell'alcol, con il via libera dell'Unione Europea alla richiesta dell'Irlanda di apporre sulle bottiglie di alcolici delle etichette di alert, diciamo simili a quelle che ci sono nei pacchetti di sigarette. Anche qui insomma si è innescato un dibattito e una polemica che ha coinvolto da un lato tutto il mondo dei produttori di vino, e sappiamo quanto incida nel PIL della nostra regione questo settore, quello dell'enologia, e dall'altro anche il settore sanitario. Dare, come se ne esce da questa situazione? È una questione di uso ed abuso, lì bisogna andare ad intervenire? No, è una questione di buonsenso, perché chi ha proposto questa cosa sicuramente allora dovremmo metterla anche sul whisky, visto che loro sono i grandi produttori, no, degli irlandesi. Allora non mi pare che questa sia la soluzione di dire di mettere altamente pericoloso. Sì, l'altamente pericoloso mettiamolo sulla candeggina, ma sul vino credo che questo ha fatto infuriare non solo gli italiani, ha fatto infuriare gli spagnoli, ha fatto infuriare i francesi, perché non è così che si allerta e si propone. L'abuso di alcol è sempre stato pericoloso, ma lo è non per il vino, lo è per la birra, lo è per tutto, per i superalcolici, e questa è una delle tante idiozie che io non vedo in Europa e non capisco perché si vada avanti su questo tema. Cioè, sembra proprio una banalità, è una mancanza proprio di coerenza con il mondo, proprio siamo fuori del mondo. Variati, è una questione solo di buon senso? Innanzitutto bisogna partire dall'attenzione che l'abuso fa male alla salute, ci sono degli studi molto attendibili che lo legano anche ad alcune malattie del fegato, compresi anche alcuni tumori legati all'abuso dell'alcol. Ma stiamo parlando dell'abuso. Allora il consumatore va tutelato informandolo bene, con un'etichettatura adeguata, che adesso non c'è, anche in Italia non c'è, gira del vinaccio con delle etichette fasulle che non dicono niente. Invece l'etichetta deve informare bene e deve anche dare un messaggio che ovviamente l'abuso di quella bevanda alcolica fa male alla salute. Ma da qui a spaventare, come stanno facendo gli irlandesi, il consumatore, come abbiamo spaventato, voglio dire, con le sigarette, che poi abbiamo visto che purtroppo chi vuole continuare a fumare continua a fumare. Quelle etichette hanno un effetto, per modo di dire, un effetto iniziale e poi ovviamente uno si abitua. No, è sbagliato.
il consumatore non va spaventato, il consumatore va informato, e ha fatto male la nostra Commissione europea a rimanere zitta, quindi, e dando un silenzio assenso a questa legge irlandese, che tra l'altro va contro la libera circolazione adesso dei prodotti, no? Perché una bottiglia di vino può girare senza quell'etichetta in Italia, in Francia, in Germania, in Spagna, se invece va in Irlanda deve essere fatta in modo diverso. Tutto sbagliato. Allora, abbiamo ancora davvero pochissimo da re. Prima di salutarvi le chiedo una battuta che riguarda nello specifico Treviso, in particolare il congresso provinciale della Lega, che mi informano proprio ora dalla redazione dovrebbe essere stato fissato per il 12 febbraio. Le risulta? Ma ho letto sui giornali che appunto dovrebbe stato il 12 di febbraio, adesso speriamo che si faccia questo congresso, che determini quantomeno una segreteria, ma soprattutto determini un segretario e un consiglio direttivo, che è quello che manca ormai da oltre 3 anni. Quindi anche perché ci sono decisioni importanti, ci sono comuni che vanno al voto, ricordiamoci che c'è Treviso, per quanto ci riguarda, e quindi è giusto fare questo congresso per capire e soprattutto per dare una linea guida per tutti. Grazie, io ringrazio per essere stati con noi allora Achille Variati e Gian Antonio D'Arè in collegamento dal Parlamento europeo. Grazie naturalmente e buon lavoro ad entrambi. Un saluto, grazie. Grazie, saluti. Noi ora ci fermiamo, vediamo insieme le previsioni del tempo, la pubblicità, subito dopo torniamo in diretta con nuovi ospiti per parlare del Carnevale di Venezia, che vedrà il via sabato prossimo 4 febbraio con il corteo acqueo. A tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Alta pressione delle Azzorre sull'Italia. A febbraio esordirà con tempo stabile e clima un po' meno freddo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di mercoledì vedrà un ampio soleggiamento, precipitazioni assenti. In pianura maggior probabilità di formazione di foschie o locali banchi di nebbia, specie nelle ore più fredde. Altrove cielo sereno o velato. Temperature senza variazioni di rilievo, minime tra 1 e meno 3 gradi, massime invece comprese tra i 5 e i 7 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole con cielo variabile, aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata, estese gelate in pianura, verso sera possibili nebbie o foschie su pianura e costa. Temperature minime tra meno 1 e 2 gradi, massime sui 6-10 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà molto soleggiato, vedete, con addensamenti specie sui settori più settentrionali della regione. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sui 10-11 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di Carnevale a Venezia, che partirà ufficialmente sabato. Ringrazio i nostri ospiti. Abbiamo in collegamento Piero Rosa Salva, presidente di Vela. Buongiorno Rosa Salva, grazie per essere con noi. Un saluto, grazie. E abbiamo qui in studio Daniele Minotto, vice direttore dell'Associazione Venezia
veneziana Albergatori. Buongiorno Minotto, grazie anche a lei per essere con noi. Saluto anche all'amico Minotto. Ciao. Ecco, Rosa Salva, partiamo subito da lei, perché insomma siamo tutti ansiosi, ormai venerdì si parte con il sabato, anzi chiedo scusa, 4 febbraio si parte con il corteo acqueo. Che carnevale sarà? Che cosa ci avete preparato per questi 18 giorni di grande festa? Quello che sarà naturalmente lo decideranno le decine e centinaia di migliaia di persone che verranno a Venezia, perché come è noto il Carnevale di Venezia è un carnevale da vivere, non è un carnevale da vedere, per cui i protagonisti poi sono sempre le persone che con la loro fantasia, con il loro entusiasmo, con la loro voglia di cultura, di trasgressione, di divertimento verranno a Venezia. È chiaro che Vela, che come è noto è la società emanazione del Comune di Venezia e quindi interpreta le direttive dell'amministrazione comunale, in particolare del nostro sindaco Brugnaro, che segue direttamente queste programmazioni, perché giustamente ritiene che sono espressione di una volontà amministrativa di diffusione sul territorio metropolitano della proposta promozionale, sia essa turistica, sia essa proprio della vita sociale dei cittadini. Il Carnevale di quest'anno intanto sarà diretto ancora una volta, dopo i successi delle edizioni precedenti, da Massimo Checchetto, scenografo della Fenice, personaggio del mondo della cultura e dello spettacolo ben noto, che quest'anno, assieme appunto all'amministrazione comunale e a noi, ha proposto questo titolo della Take Your Time for the Original Sign, cioè in sostanza trova il tempo per lasciare un segno tuo distintivo personale. La programmazione ha la struttura ormai consolidata di 3 weekend, cominciamo appunto sabato 4 per finire martedì grasso il 21 di febbraio. Come è noto il Carnevale di Venezia segue rigidamente il calendario cristiano e finisce con le ceneri. E la proposta di quest'anno ha come caratteristica la conferma del format sperimentato felicemente lo scorso anno, quando dopo la pausa del Covid si è ripresa l'attività degli spettacoli all'aperto e devo dire con un po' di coraggio noi abbiamo fatto un carnevale anche nuovo, dove ci sarà una presenza di spettacoli diffusi che sia nel centro storico veneziano, nelle isole e nella ampia terraferma veneziana, tutta l'area metropolitana, consentirà una fruizione differenziata e molto anche delocalizzata. E l'idea è che il carnevale appunto sì, deve avere degli stimoli, ma deve avere anche, dare alla gente, a tutti, lo spazio per potersi muovere, godere, trovare stimoli dappertutto. Io ho coniato un po' assieme una 4 parole d'ordine, no? Il carnevale deve essere quest'anno, particolarmente quest'anno, divertente, elegante, sostenibile e sicuro, perché non dobbiamo trascurare naturalmente la sostenibilità di questa grande manifestazione con la vita di tutti i giorni nella nostra città e anche appunto nell'area metropolitana, e al tempo stesso la sua sostenibilità economica, grazie anche agli sponsor, e la sua sicurezza. Quindi l'appello che voglio dare è ovviamente di venire serenamente a Venezia, naturalmente con rispetto per la fragilità della città, ma di godere queste giornate, perché la macchina delle messe in piedi dalla prefettura, le forze dell'ordine, la polizia locale e naturalmente anche noi organizzatori è veramente straordinaria. Poi per scaramanzia non dico altro, ma devo dire che si sta pensando appunto per offrire uno spettacolo di serenità e di sicurezza per le famiglie, e credo che abbiamo bisogno tutti di serenità ma al tempo stesso di sicurezza. Poi naturalmente i programmi sono tantissimi, sono centinaia di spettacoli, migliaia di artisti e di animatori, le cose sono enormi, quindi direi di segnalare subito a tutte le telespettatrici e telespettatori il nostro sito carnevale.venezia.it. Sottolineo, perché so che ci sono molti siti con la parola carnevale, il sito ufficiale è carnevale.venezia.it, dove si potrà trovare tutto il programma dettagliato.
Certo, allora dicevamo il Carnevale di Venezia, Daniele Minotto, vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, è un carnevale da vivere. Quello del 2023 sarà finalmente un carnevale da vivere appieno. C'è stato, lo sottolineava Rosa Salva, anche quello dell'anno scorso, insomma, ma per voi strutture alberghiere il 23 sarà davvero il carnevale della ripartenza. Sì. Diciamo che il 2023 è l'anno della ripartenza vera della città di Venezia dal punto di vista nostro del turismo, ma della vita della città. Il Carnevale è un simbolo della città, è vera, è sempre stata una regia di grandi eventi e di grandi attrattività e soprattutto, come diceva il Presidente Rosa Salva, di lavorare in sicurezza. Per una delle cose che ci hanno premiato anche nei momenti difficili della pandemia, nei periodi estivi dove ci sono anche altre tipologie di eventi, è sempre stato quello di una grande percezione da parte degli ospiti, dei turisti che venivano in città, di essere una città sicura e ben organizzata. Quindi questo è fondamentale. Ringraziamo per l'opera fatta dall'amministrazione, in modo particolare da Vela e tutti quelli che sono gli addetti e le persone che si dedicano a organizzare un evento che sarà di portata davvero importante. Noi contiamo dopo il 2019, che è stato l'ultimo carnevale intero, perché purtroppo quello del 2020 si è interrotto proprio con la dichiarazione del lockdown in Veneto, perché purtroppo è esplosa la pandemia. Quindi dopo, lo ricordiamo tutti drammaticamente, sì, perché poi arrivavamo da un periodo difficile che era l'acqua alta del 2019, ci stavamo riprendendo un pochino ed è arrivata questa doccia fredda che davvero non pensavamo che potesse succedere, ma d'altronde era una cosa davvero imprevedibile. Le aspettative sono positive perché la gente ha dimostrato già nella fine del 2022, nella parte estiva in modo particolare, ma comunque già dalla Pasqua, di aver voglia di venire a Venezia, di avere davvero una passione, un amore per questa città e tutti i grandi eventi fatti, ma come è stato anche il Salone Nautico, come è stata la regata storica, la Biennale, cioè degli eventi di portata internazionale che hanno attratto e sempre stati fatti in modo ordinato e sicuro. E questo davvero ringraziamo chi ha gestito tutta questa parte di lavoro. I numeri stanno diventando già interessanti, stiamo già vedendo delle prenotazioni e la tendenza che ci viene data è che molto probabilmente raggiungeremo un tutto esaurito. Riapriranno tutte le strutture alberghiere, abbiamo fatto una lunga pausa di 2 anni e mezzo, abbiamo riaperto per altri 8 mesi, però nella fase invernale, causa i costi eccessivi e che ha raggiunto il costo energetico, molti hanno dovuto fare una piccola pausa, un 15-20% delle strutture, ma contiamo che tutte quante ritornano ad aprire proprio in occasione del Carnevale. Ecco, quindi voi avete già dei dati in mano, Minotto, per quanto riguarda proprio le prenotazioni, i vari weekend, sì, immagino, soprattutto naturalmente, e quali sono anche i consigli che voi volete dare a tutti coloro che hanno in mente di venire a Venezia in occasione appunto del Carnevale? Ha detto una parola fondamentale: prenotare, deve diventare un po' la parola d'ordine per vivere bene questa città, quindi prenotare per tempo, scegliere le strutture più adeguate per dove andare a soggiornare, iniziare a scegliere qual è il percorso da poter vivere nella città. Il fatto di aver fatto anche queste tipologie di eventi diffusi ha permesso anche a noi imprenditori di organizzare degli eventi vicini a quelli che sono quegli eventi che sono stati distribuiti sul territorio, quindi andare a integrare quella che è l'offerta da parte dell'amministrazione comunale. Andate a vedere i siti dei nostri hotel, ci sono tutte quante le indicazioni su quelli che sono gli eventi che vengono organizzati e anche quelli che sono gli esercizi vicini, quindi davvero ci sono grandi possibilità per fare un bel carnevale. I numeri che abbiamo sono già di un numero di prenotazioni importante, nel senso che non possiamo dire oggi che sarà il tutto esaurito, però il dato di tendenza che andiamo a raccogliere da quelli che sono i numeri che solitamente arrivavano molto più avanti, ma in questo caso addirittura abbiamo avuto prenotazioni alla fine dell'estate per l'inizio di quest'anno, quindi davvero sembra che la gente abbia capito, l'abbiamo vista in questa seconda parte del 2022, un turismo più bello, più organizzato, più coscienzioso e consapevole che vivere secondo delle regolamentazioni e permette di avere un soggiorno migliore e una qualità della permanenza maggiore. Difatti è anche cresciuta quella che è la permanenza media nel corso del 2022, anche perché ovviamente sono costati di più i viaggi, quindi chi si muoveva aveva maggiore capacità di spesa e aveva più voglia di rimanere sul territorio. Quindi un turista, diciamo, con maggiore capacità di spesa. Sono tornati anche i turisti, diciamo, d'oltreoceano che sono mancati per così tanto tempo?
L'anno scorso sono tornati, avevano iniziato per tipologie, diciamo, avevamo iniziato con gli under 30 perché avevano meno paura del Covid e quindi di contrarre il rischio di restare bloccati per contrarre il virus. Poi abbiamo visto raggiungere, specie con l'estate, un po' tutte le tipologie di turismo che arrivava in modo particolare dagli Stati Uniti, che è il nostro principale mercato, ma lo stesso anche dal Sud America. Ovviamente è mancato una parte di turismo orientale per ovvi motivi dovuti al conflitto dell'Ucraina, però è anche vero che il fatto di non poter andare dall'altra parte ha fatto scegliere quello che è il mondo europeo e dell'America. Contando sempre un fattore, la gente sta dimostrando sempre di più che si muove dove si sente sicura e quindi il fatto di aver dato una percezione, come è successo se ricorda anche quando ci sono stati gli attentati in Francia, quando ci sono stati a Sharm el Sheikh, in quella fase lì dove le persone percepivano che era rischioso muoversi, la gente non ci va e vuole andare in posti dove si ritiene sicuro. L'Italia è una meta sicura, il Veneto in modo particolare e di conseguenza la nostra città. Ecco, Rosa Salva, lei sottolineava prima nel suo intervento proprio come anche questo aspetto della sicurezza, no? Sia un aspetto che vi sta particolarmente a cuore e che è stato davvero, come dire, studiato in collaborazione ovviamente con le forze dell'ordine, con le autorità sanitarie, eccetera, no? Messo in campo proprio in vista di questo grande afflusso che ci si attende. Questa è una caratteristica costante della nostra città, perché come ha detto bene anche l'amico Minotto degli albergatori, la proposta è talmente ricca, dalla Biennale, Mostra del Cinema, eccetera, non solo gli eventi ovviamente organizzati da Vela contro l'amministrazione comunale risentono di questo aspetto. Devo dire che a Venezia abbiamo vissuto e stiamo vivendo anni particolarmente felici di collaborazione e di sinergia tra le forze dell'ordine. Questo non è scontato, ma tutte le forze dell'ordine, gli organismi di polizia, ovviamente la nostra polizia locale, persino i vigili del fuoco, che speriamo di non far lavorare mai, però voglio dire c'è una sinergia straordinaria. Tra l'altro proprio ieri ha concluso il suo mandato il prefetto Zappalorto, che tutti noi veneziani abbiamo imparato ad amare, e voglio lanciare anche da questi schermi un ringraziamento come cittadino ma anche proprio come organizzatore, perché è stato un uomo che ha saputo coordinare con i questori, con i comandanti delle forze dell'ordine un sistema di grandissima sensibilità, ripeto, senza che la città peraltro avesse la sensazione di essere una città blindata, ma una città accogliente, ma un'accoglienza vigile. E qui naturalmente anche la polizia locale svolge un ruolo fondamentale. D'altra parte il nostro sindaco Brugnaro ha una visione appunto molto attenta a questo, perché gli interlocutori sono soprattutto le famiglie, i giovani, e vogliamo dare, in particolare con il carnevale, magari la grande cultura è più riservata ad altre fasce di età, ma non solo a loro, però in particolare queste grandi manifestazioni le vogliamo tutti aperte anche alle famiglie e ai giovani. Tra l'altro cito una novità importante di quest'anno che si potrà meglio spiegare nel nostro sito che ho prima citato, una apertura a nuove tecnologie, a nuove frontiere con il carnevale nel metaverso, e mi fermo qui perché sarebbe un argomento molto tecnico, ma che consente di portare il carnevale e far vivere il carnevale anche in modo virtuale a nuove generazioni, perché Venezia, come vuole essere, è sempre stata una città dell'innovazione e vuole essere anche sotto questo profilo capace di proporsi non solo per la sua storia, il suo passato e il suo presente, ma anche come prospettiva futura. Quindi, ecco, ha anticipato la domanda che le volevo fare, proprio questo del metaverso che entra nel carnevale, perché forse in molti, me compresa, non l'abbiamo mica ben capita questa cosa ancora. Forse per ragioni di età, magari anche, per ragioni anagrafiche. Se lei dice che sono ragioni di età, io chiudo il collegamento e vado via, quindi voglio dire, non è questo. È evidente che vi sono delle nuove frontiere, delle nuove tecnologie, e certamente lo vediamo tutti i giorni noi girando per le nostre città e anche frequentando i nostri figli, i nostri nipoti. Ci sono nuovi modi di comunicare, ci sono nuovi modi di dialogare, di interpretare la vita, il divertimento, la cultura e persino lo sport. Penso al prossimo Festival di Sanremo, avrà il Fanta Sanremo a fianco, no? Cioè, voglio dire, il Fantacalcio accompagna il campionato di calcio,
è evidente che noi dobbiamo anche, ci sono delle proposte tecnologiche molto affascinanti, sostanzialmente attraverso sia il canale di Instagram, sia appunto attraverso il metaverso vero e proprio. Naturalmente noi ci siamo appoggiati a degli specialisti, abbiamo fatto tutto un lavoro tecnologico molto, molto adeguato e speriamo che sia assolutamente frequentato. È un modo diverso di entrare, si può interpretare ovviamente per chi sa un po', e io mi sono dovuto documentare, ovviamente di metaverso bisogna interpretare e realizzare il proprio avatar, una personalità virtuale che entra in questo mondo virtuale, e questo potrà poi indossare tutta una serie di mascherature e interpretare il carnevale anche in questo ambiente. A noi può sembrare, a molti di noi può sembrare misterioso e tutto sommato forse anche poco attraente, ma non è così, dobbiamo anche aprirci a nuove tecnologie, a nuove generazioni. D'altra parte Venezia nella sua storia ha sempre stata all'avanguardia e oggi più che mai vuole tornare ad esserlo, è tornata ad esserlo e vuole tornare ad esserlo. Senz'altro dobbiamo anche aprire, no, la nostra mente. Minoto, si parla molto di nuove tecnologie, di web, questo vale naturalmente, lei sottolineava prima l'importanza della prenotazione, della scelta della struttura, ma ci sono anche dei rischi, no, in questo, ne abbiamo parlato tante volte nel corso dei nostri telegiornali, di quanto sia importante comunque per chi ha in mente, nel caso specifico del Carnevale, di venire a trascorrere qualche giorno in città, insomma di stare anche attento, no? Perché le strutture certificate sono una cosa, gli abusivi o quant'altro un'altra, no? Beh, certamente oggi esiste un'offerta infinita di tipologie di ospitalità nelle città, in modo particolare nella nostra, che ha una fortissima attrattiva. Bisogna stare sicuramente attenti, bisogna affidarsi a quelli che sono dei professionisti. Ricordiamoci, come dicevamo prima, io immagino una persona che arriva dal Sud America, dagli Stati Uniti, che fa un viaggio di ore e ore per migliaia di chilometri, che arriva in una città dove non conosce nessuno, che magari non comprende neanche benissimo la lingua e si trova da sola, con un luogo da raggiungere e nessuno che l'accoglie, nessuno che gli sa dare nessuna informazione. La struttura alberghiera è in grado di dare un'assistenza alle persone, è trovare una casa dove c'è una reception, ci sono portieri che sono attivi anche 24 ore su 24, ci sono servizi di informazione, supporto se una persona, come può succedere, non sta bene. C'è successo con il Covid, pensiamo a una persona che si trovava positiva, noi albergatori potevamo essere aperti perché non siamo stati chiusi per legge, perché siamo un servizio essenziale, giustamente perché garantiamo un presidio del territorio e di assistenza alle persone. Se si trovavano in una casa oppure un alloggio, qualcosa che non esiste perché magari è abusivo e andava perso da qualunque tracciabilità anche da parte degli organismi sanitari. Quindi chi si muove deve fare una scelta consapevole, c'è un'offerta variegata, ci sono professionisti anche nel mondo dell'extraalberghiero, noi ne abbiamo in associazione, noi abbiamo il vicepresidente nazionale della categoria, e sono persone che però lavorano come imprenditori, che monitorano le loro strutture, che sono presenti, che garantiscono la corretta gestione in piena sicurezza. Quindi grande attenzione quando si va a fare la prenotazione, cercare il più possibile di avere un contatto diretto con la struttura per sapere cosa c'è, che servizi vengono dati. Ormai comunicare è una cosa semplicissima, credo che qualunque cosa si possa reperire nella rete, come giustamente diceva anche il Presidente Rosa Salva, sono gli strumenti che ormai ci sono, dobbiamo prenderne atto, dobbiamo saperli gestire correttamente, non dobbiamo far finta che non ci siano. Il metaverso, ad esempio, che si veniva citato prima, io come rappresentante degli albergatori dovrei dire che è una cosa brutta, perché se uno vive un'esperienza virtuale non viene più nella nostra città e quindi non viene nei nostri alberghi e va a vivere un altro mondo. Bisogna saperla integrare, come giustamente veniva detto, chi vive il carnevale può anche vivere un pezzo di esperienza in più, allora è un valore aggiunto. Se invece diventa alternativo diventa un problema, perché ovviamente si viene a perdere quello che abbiamo sentito come la grande mancanza proprio durante il Covid, che è il contatto e il rapporto umano, il fatto di poter girare, di vederci costretti, chiusi in una stanza a casa, a vivere un mondo davvero virtuale. Quello è stato probabilmente una fase di vita
che speriamo che non accada mai più, ma non cerchiamo neanche di indurla con la tecnologia a doverci chiudere in casa, perché tanto possiamo dal divano vivere tutto il mondo. Quindi deve esserci una giusta via di mezzo per poter essere uno strumento che va a integrare, che possa essere una parte anche formativa per conoscere anche quello che uno andrà a trovare sul posto, però vivere l'esperienza davvero è la cosa fondamentale. Prenotare diventa fondamentale per evitare quelle che sono state tutte le polemiche che abbiamo vissuto negli anni pre-Covid, perché il fatto di avere una città che diventa invivibile perché c'è una concentrazione solo in alcune parti della città, perché poi anche nel massimo pieno è il 35-40% che viene occupato del suolo della città. Saperlo gestire nel momento in cui arriva, diversificarlo e prenotare nei momenti in cui so che posso andare, perché andare esattamente nei giorni che sappiamo che sarà totalmente piena, è come mettersi in colonna su una tangenziale a un'ora piuttosto che un'altra. Fare una scelta corretta per vivere un'esperienza migliore permette di essere una maggiore opportunità per la città, per noi operatori, una migliore permanenza per quelli che sono gli ospiti che vengono a vivere la città, in modo davvero da poterla vedere, godere nel pieno di quelle che sono le potenzialità. Certo, diversificare quindi anche le giornate, no, Rosa Salva, perché effettivamente anche gli eventi sono spalmati un po', no, in tutti i 18 giorni e non concentrati soltanto, soprattutto nei fine settimana. No, assolutamente, vi è una spalmatura temporale, ma è anche una distribuzione territoriale assolutamente capillare, che valorizza le proposte in modo che vi siano suggestioni che possono essere sperimentate e godute anche semplicemente camminando nella città. Immaginiamo il centro storico. Nel passato, lontano passato, la concentrazione degli eventi a Piazza San Marco era quasi totalitaria, quindi appena uno sbarcava a Ferrovia, Piazzale Roma o in qualsiasi modo, c'erano queste carovane fino a anni fa che andavano solo verso questo magnete irrinunciabile. È evidente che ci sono degli luoghi iconici che attrarranno sempre nella nostra città, però se lungo il percorso ad ogni campiello, calletta o in alcuni luoghi, anche all'improvviso, anche in modo inaspettato, vi sono momenti di attrazione di una certa qualità, penso agli artisti di strada, penso anche a tutte le proposte delle associazioni culturali maggiori e minori. A fianco al programma, sempre del nostro sito, si può vedere il programma parallelo che è il Carnevale della Cultura, perché contrariamente a quanto si pensa vi è anche una programmazione importantissima all'interno dei musei e anche all'interno di strutture culturali, associazioni culturali che promuovono delle loro iniziative che noi abbiamo assorbito, valutato, accettato e inserito nel programma ufficiale. Quindi effettivamente questo modo diverso di vivere, di godere la nostra manifestazione, ripeto, anche in terraferma, sono per esempio ritornate le grandi sfilate di carri mascherati che possono sembrare un po' nascoste, meno note, perché tutti pensano solo a Venezia, alle sue feste e alle sue manifestazioni, però Piazza Ferreto avrà delle attrazioni, la programmazione è analoga come qualità e come importanza a Piazza San Marco, ma anche tutte le sfilate di carri allegorici, Marghera, Campalto, Favaro, parlo di quartieri per non parlare del Lido di Venezia, eccetera. Quindi lo sforzo è di spalmare nel calendario. Ricordo che il Carnevale fino a una decina, 12 anni fa era concentrato in 2 weekend, poi l'abbiamo ampliato a 3 weekend, ma in questo vi sono proposte che quindi possono essere godute, e ha fatto bene il rappresentante degli albergatori Minotto a sollecitare anche specialmente coloro che non vogliono, non ritengono di pernottare, ma noi vogliamo, auspichiamo che tutti pernottino, però anche la visita in giornata, cercare di farla in un giorno feriale, perché poi magari ci si può prendere la mezza giornata, la giornata nei giorni feriali. Per esempio, moltissimi spettacoli, voi state mostrando le immagini degli spettacoli sull'acqua all'Arsenale di Venezia, una magia incredibile che ha avuto un successo negli scorsi anni. Ecco, su prenotazione
con numeri limitati, quindi con sicurezza, con posti tranquilli, non si deve fare calca, non si deve spintonare per andare, tutto con prenotazione. Ci saranno moltissimi giorni di programmazione all'Arsenale, già questo prologo questa settimana, sabato sera, questo spettacolo fantastico sul Canal Grande per dare avvio al Carnevale, è godibile liberamente da tutti sulle rive. Ovviamente anche lì ci saranno presidi di sicurezza per evitare assembramenti pericolosi, ma non ci sono mai stati in realtà. Domenica mattina la sfilata dei carri delle barche, le remiere, questo mondo meraviglioso di appassionati della Voga Veneta, tutte addobbate, tutti in maschera, che faranno una bellissima sfilata in Canal Grande. Quindi voglio dire, poi naturalmente per chi vuole ci sono le grandi serate al Casinò, le feste private anche che organizzate da altri, non da noi ovviamente, che hanno un aspetto commerciale ma che sono comunque di grande livello. E insomma io credo che veramente la programmazione sia sul piano dello spazio che del tempo possa essere goduta ed essere soddisfacente per molte diverse voglie di vivere il Carnevale. E anche chi appunto lo vivrà in modo virtuale, ecco, noi esperienze fatte analoghe nel passato per altri eventi, ha dimostrato che ci avviciniamo a nuove generazioni e nuovi mondi che poi vengono attratti e gli viene subito voglia, magari l'anno prossimo e gli anni prossimi, di venire, perché poi alla fine Venezia con il suo fascino pazzesco, universale, anche se magari uno la guarda per un attimo in modo virtuale, poi non può resistere, perché venire qui è comunque ovviamente completamente un'altra cosa. No? È un'altra cosa e ci sta davvero facendo venire la voglia, no? A tutti di venire a Venezia. È il mio compito. Bene, io vi ringrazio allora davvero per essere stati con noi, grazie a Piero Rosa Salva, presidente di Vela, e grazie a Daniele Minotto, vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, e a tutti naturalmente un buon Carnevale. Grazie ancora, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, a tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta, ultima parte della prima edizione dei nostri telegiornali, le vedo già collegate, ringrazio per essere con noi Micaela Faggiani, presidente del Cantiere delle Donne APS, e Cristina Felicioni, presidente di Alumni Università di Padova. Buona giornata ad entrambe, grazie per essere con noi. Allora, un tema particolare, davvero particolare, quello che affrontiamo ora con voi, perché è la scuola di politica, il buon governo delle istituzioni. Questa è un'iniziativa partita in questi giorni a Padova proprio per aiutare molte persone ad affrontare in maniera nuova, in maniera diversa, le tante sfide inedite che ci troviamo, appunto, con le quali ci troviamo a confrontarci. Penso alla transizione ecologica e digitale, ma quant'altro. Riappassioniamoci quindi alla politica, scuola di leadership per un buon governo delle istituzioni è proprio il titolo dell'iniziativa. Partirei da Micaela Faggiani, ma di che cosa si tratta allora e perché c'è così tanto bisogno di riappassionarsi alla politica? Allora, grazie a tutti, scusate sono in auto ma mi sono dovuta fermare, purtroppo ho avuto un imprevisto quindi non sono riuscita a collegarmi in altro modo. Sì, c'è bisogno di riappassionarsi della politica, una politica diversa, non intendiamo quella che magari vediamo spesso alla televisione, anche quella, ma soprattutto allo sporcarsi nelle mani per fare qualcosa per la polis, quindi per la società. Come Cantiere delle Donne noi lo abbiamo detto, l'abbiamo scritto nello statuto, che noi stiamo a partitiche ma non a politiche. Nel senso che vogliamo impegnarci per la polis e per agire nella nostra società in modo da cambiarla, renderla più paritaria, insomma incidere essenzialmente per il bene di tutti. Ecco, in questo senso noi intendiamo la politica.
e abbiamo trovato in alunni nell'Università di Padova e nella Camera di Commercio dei partner che hanno subito creduto a questa nostra visione, sogno forse, di formare ed istruire le persone, soprattutto le associazioni categoria e i corpi intermedi, ad una buona politica, nel senso proprio appunto di gestione della polis. E da qui abbiamo cominciato a costruire quella che abbiamo definito poi una scuola di politica. Ecco, perché dottoressa Felicioni è così importante ricominciare, no, ad appassionarsi su questi temi? E allora intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Io sono solo il direttore dell'associazione degli alunni, anzi porto i saluti del nostro presidente. E allora l'associazione alunni rappresenta e raccoglie tutti coloro che hanno conseguito un titolo di studi all'Università di Padova. Noi da statuto nei nostri scopi istituzionali abbiamo quello di promuovere la crescita culturale e professionale degli alunni, ossia coloro che in qualche modo rappresentiamo, e questo ci è sembrata una bellissima opportunità per diciamo rimettere un po' al centro le persone nel governo delle istituzioni e quindi un occhio particolare a quelli che noi rappresentiamo nella nostra rete. Abbiamo peraltro avuto così il patrocinio e l'adesione convinta da parte del Dipartimento di Scienze Politiche, che ci accompagna con tantissimi docenti nella programmazione, e un occhio particolare lo abbiamo anche per gli studenti dell'Università di Padova che sono coinvolti a vari livelli nelle rappresentanze studentesche, nei corsi di laurea, nei vari organi, gli organi più grandi, il Consiglio di amministrazione, il Senato accademico, e quindi a loro vogliamo dare un'opportunità di approfondimento e di visione nuova per appassionarsi al governo dell'istituzione, in questo caso l'istituzione in cui loro stessi vivono e studiano. Ecco, Micaela Fagiani, in concreto come si articola questa iniziativa, come si articolano questi corsi? Allora, inizierà la scuola il 17 di febbraio prossimo, si articolerà in moduli di fine settimana per proprio dare spazio alle persone che magari lavorano. Abbiamo deciso di fare queste lezioni il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, quindi si inizia già il 17 e 18 di febbraio. Saranno 2 weekend al mese circa, ci sono alcuni mesi ce n'è uno, in altri mesi ce ne sono 2, da febbraio fino a fine giugno, proprio fino al 30 di giugno. Ovviamente, come diceva Cristina, ci sono i docenti di scienze politiche che ci saranno sempre, più degli esterni, li abbiamo chiamati così, dei testimonial, tavole rotonde, ma anche non solo docenti, ma anche esperti per esempio di public speaking, esperti di social, esperti di comunicazione politica, con nomi anche importanti. Ne cito solo uno, magari poi Cristina, se ha il computer davanti, ne citerà sicuramente altri. Avremo l'onore di aprire anche il primo modulo, quindi il 17 e il 18, con Tiziano Treu, che tutti conosciamo, in questo momento presidente del CNEL, storica figura anche di politico, non solo a livello nazionale, che ci verrà a parlare di PNRR, di questo strumento che sta facendo girare un po' tutta l'Italia, e quindi vorremmo capirne un qualcosina di più. Ecco, il cantiere delle donne, l'associazione che lei presiede, le donne che ruolo avranno in tutto ciò? Allora, abbiamo deciso proprio di far riappassionare alla politica soprattutto le donne, perché spesso le donne sono ai margini della politica, un po' perché non vogliono sporcarsi le mani, un po' perché non hanno tempo, però c'è bisogno. Adesso abbiamo visto, abbiamo il premier che è una donna, e questo forse ha fatto sì anche che le donne un po' si interessassero un po' di più alla politica. Ecco. Quindi noi abbiamo messo una prerogativa come corso, anzi la vogliamo vedere al contrario. Speriamo di avere il 50% di frequentanti uomini e così pure i relatori, i docenti che ci verranno a parlare saranno proprio, diciamo, pari donne, pari uomini, perché abbiamo sentito anche appunto nei mesi passati quanto spesso, soprattutto nelle occasioni pubbliche, ci sono tanti relatori uomini e poche donne, e in realtà insomma
Ci sono tante donne che potrebbero stare in quel posto, non in quanto donna, ma in quanto professioniste. E questa è una cosa importante da sottolineare. Quindi noi vogliamo dare veramente gli strumenti a tutti in maniera paritaria, anche rispetto alla politica. Per questo vogliamo dire alle donne che magari ci stanno ascoltando: riappassionatevi alla politica, perché è una cosa bella, perché anziché lamentarsi possiamo agire e fare qualcosa, cambiare qualcosa formandoci, perché la cosa è fondamentale. Senza il sapere, l'informazione, l'istruzione rispetto a una cosa è difficile poi fare bene. Meglio formarsi e quindi iscriversi alla scuola. Cristina Felicioni, gli alunni, gli studenti dell'Università di Padova come verranno coinvolti? Allora, siamo usciti con le comunicazioni d'intesa con Micaela e con il cantiere già da qualche giorno e abbiamo offerto delle gratuità per la partecipazione per gli studenti, in modo che, diciamo, di favorire e quindi questo, diciamo, faremo delle comunicazioni interne, riceveranno sicuramente sulla loro mail l'invito, speriamo di cogliere la loro attenzione e di avere almeno la partecipazione di quelli che stanno già con un po', diciamo, stanno già pensando e stanno già partecipando negli organi collegiali, in modo tale che possano essere anche così e permettere anche ad altri di appassionarsi con la loro esperienza in questo percorso che speriamo sia per loro, no, proficuo e utile e possano veramente appassionarsi. Ecco, abbiamo detto delle donne, quanto bisogno c'è di far riappassionare alla politica i giovani, i ragazzi, dottoressa Felicioni? Sì, c'è assolutamente bisogno, perché anche loro, prima Michela diceva, invece che lamentarsi, magari formarsi e riappassionarsi, no? Se vogliamo vederla. Quindi anche per i ragazzi formarsi, saperne un po' di più anche dalle esperienze degli altri. Nel programma stiamo cercando anche di coinvolgere come docenti, come testimonial, come guest, sia persone che sono uscite da questo ateneo e che sono fuori e che fanno una carriera in questo ambito, nella comunicazione o comunque nella politica o nel governo delle istituzioni, in modo che sia di ispirazione e possano così ispirare e in qualche modo dare un via ai più giovani. Abbiamo sentito le parole del rappresentante degli studenti in consiglio di amministrazione che ha partecipato all'incontro introduttivo, dove diceva: io ho iniziato perché ho incontrato qualcuno all'inizio del mio percorso che mi ha fatto appassionare, e quindi credo che abbiamo trovato non solo il titolo giusto ma anche la chiave giusta per proporre questa iniziativa. Grazie, io vi ringrazio davvero per essere state con noi. Grazie ancora a Micaela Faggiani, presidente del cantiere delle donne APS, e a Cristina Felicioni, direttrice di alumni dell'Università di Padova. Grazie e una buona giornata. Grazie a voi. Grazie. Grazie, un saluto. Un saluto, noi ora proseguiamo con le notizie che ci arrivano dalla provincia di Belluno, perché vedo nel monitor, vedo che ci chiede il collegamento la collega della redazione di Belluno, Tiziana Bolognani, per parlare di una importante iniziativa. Con lei vedo anche il vescovo di Belluno. A te Tiziana, buona giornata. Sì, eccoci, buongiorno, siamo nella casa della Curia diocesana, assieme a noi c'è il vescovo di Belluno Feltre, Monsignor Renato Marangoni, perché in questi giorni è stato siglato un protocollo d'intesa che rafforza, rinvigorisce, dà nuova linfa al Cammino delle Dolomiti, nato nel 2005 proprio come conseguenza del sinodo diocesano. Monsignor Marangoni, è un momento molto importante perché la gente cammina, dopo la pandemia si è ripreso a camminare ancora di più con maggiore vigore, e perché camminare nella natura avvicina al superiore. Sì, certo. Qui in montagna in particolare questo camminare
comporta i due movimenti proprio tipici, no? Il salire e lo scendere. Io valorizzerei entrambi, anche lo scendere che ci allena a tante situazioni della vita e quindi è molto emblematico. E il salire, perché qui il salire è anche una scoperta sempre ulteriore delle bellezze che abbiamo. Allora il camminare, penso che in questo tempo, lo chiamo un tempo difficile, voglia dire proprio il bisogno che c'è di cose autentiche, di cose che esprimano il di più, quello che ancora non abbiamo capito e compreso e scoperto. E mi pare che anche tante persone che incontro anch'io nel cammino, anche sabato mattina ho trovato nel percorso verso il Bianchetta alcune persone che così è stato bello incontrare, salutare, chiedersi qualcosa. Ecco, il fatto di ritrovare anche la comunità. Nel cammino penso che sarà questa la scoperta ulteriore e anche la costruzione ulteriore che avverrà per il nostro territorio, costruire comunità così. Non solo le grandi comunità ma anche le piccole, lei ci tiene a sottolinearlo. Oh, guardi, io ho proprio questa che è un'attenzione che dobbiamo avere, perché le piccole comunità hanno la possibilità di raccontare la propria storia particolare, cioè anche come dire, l'intensità di una storia. Nelle grandi comunità certamente sei preso, coinvolto da tanti eventi, da tante cose, però le piccole comunità dicono la vita quella che è stata anche sofferta, goduta, costruita insieme. Piccola comunità era la comunità, è la comunità che ha dato i natali a Papa Albino Luciani Beato, che sta proprio alle nostre spalle. Qual è il valore che rappresenta il cammino anche nella storia, nell'iter che ha portato alla beatificazione di Papa Luciani, che è durato 18 anni e tanti sono gli anni che quest'anno compie il cammino delle Dolomiti. Sì, io penso che quello che ha rappresentato anche la comunità di origine di Albino Luciani, con tutte le genialità che la caratterizzano, pensiamo alla latteria sociale, pensiamo forse anche alla birra, per dire quanto insomma Luciani lui stesso rappresenta di questo territorio, e quindi c'è un intreccio, un connubio molto strettissimo. Io penso che nel prossimo futuro si capirà di più il territorio attraverso quello che è stato Luciani, anche il suo magistero, così di immediatezza, di cose vere che arrivavano al cuore e viceversa. La ringrazio Monsignor Marangoni, ricordandovi che questo protocollo prevede la firma della diocesi di Belluno-Feltre, della provincia di Belluno e di DMO, che è il braccio operativo che si occupa della promozione turistica, che questo cammino inserito, che ha un proprio sito internet, sarà presentato e promosso anche alla prossima fiera BIT, la prossima borsa internazionale del turismo a Milano. È tutto da Belluno, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani e al vescovo di Belluno Feltre, Monsignor Renato Marangoni. Noi ora torniamo a Venezia, che ieri è stata visitata dal ministro della Cultura San Giuliano. Cultura significa anche promozione economica, ha detto il ministro, e il governo avrà una particolare attenzione per Venezia. Vediamo. Rischio di dire cose scontate se ricordo la centralità fondamentale di Venezia nel sistema della cultura della nazione. Questa è una vera e propria capitale mondiale della cultura, rispetto alla quale il mio Ministero darà sempre la massima attenzione. Una visita che ha avuto due tappe fondamentali, al Teatro La Fenice e a Palazzo Ducale, quella del Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano, che, accompagnato dal sindaco Luigi Brugnaro, ha visitato due dei simboli della città. Conosco Gennaro da molti anni e so che conosce i problemi che ha Venezia, come in generale tutti i centri particolari della storia. Venezia è molto delicata e sarà proprio il governo nella sua interezza
ad affrontare la questione nei prossimi periodi, insomma. Però già che sia qua è una testimonianza importante, insomma. Venezia vanta un passato millenario che per secoli è andato di pari passo con la storia del continente europeo. E oggi, pur con le sue fragilità, può e deve continuare a giocare un ruolo importante. Io più volte ho detto che l'Italia ha due pilastri fondamentali. Da una parte l'impresa, la capacità di trasformare materie prime in prodotti applicando il genio italico. L'altro grande pilastro del sistema nazione è appunto la cultura. La cultura significa anche promozione economica di quello che il passato ci ha trasmesso e rispetto al quale noi dobbiamo essere degni. È una decisione che vale 400.000 euro, quella lanciata dal presidente degli albergatori iesolani Pierfrancesco Contarini, che ha invitato gli associati a sospendere il pagamento del canone RAI affinché non si riceverà il segnale della TV di Stato nella località balneare. Sentiamo. Abbiamo deciso di sospendere il pagamento del canone. Non vediamo i canali RAI, non solo negli alberghi ma in tutta la località di Jesolo, e quindi ho dato mandato ai miei associati, 250 associati, di sospenderlo. Niente segnale, niente canone. Ha scelto la linea dura il presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori Pierfrancesco Contarini, che ha esteso a tutti gli associati l'invito ad una sorta di sciopero bianco in attesa che venga risolto un problema che si trascina da tempo. Peraltro le attività ricettive versano allo Stato un canone speciale rispetto alle utenze casalinghe, mediamente 1.000 euro ad albergo. Ciò significa che se tutti gli hotel di Jesolo sospendessero il pagamento del canone RAI, nell'immediato verrebbe meno un importo di quasi 400.000 euro. Già l'anno scorso noi avevamo evidenziato il problema, avevamo inviato lettere, i colleghi di Caorle anche loro erano un po' inviperiti per questo. La ricezione in Veneto, ci è stato detto, è la peggiore ricezione fra le regioni italiane. La rassicurazione ricevuta dagli albergatori è che il problema di ricezione sarà risolto con l'introduzione del sistema di trasmissione DVB-T2. Quando sarà ripristinato il segnale, ha risposto allora Contarini, oggi ospite di Focus TG condotto dal direttore Luigi Bacialli, riprenderemo a pagare il canone. Fino ad allora lo sospendiamo. Riguarda tutta la località. Noi ci siamo fatti portatrici di un problema importante che penso riguardi Jesolo, riguardi le aree vicine, e quindi è giusto che sia una battaglia che tutti portiamo avanti insieme. È un servizio che manca e ricevere una recensione negativa perché non si vedono i canali televisivi è di particolare impatto. Anziani non autosufficienti. In 4 anni dal 2016 al 2020 in Veneto si sta assistendo ad uno spostamento dei posti letto privati, con Venezia la provincia dove si è avuto il salto maggiore. A dirlo l'ultima indagine della CISL regionale. Anziani non autosufficienti da qui al 2042 nella nostra regione aumenteranno del 43,2% e nelle RSA aumenterà la carenza dei posti letto, visto che serviranno altri 10.700 posti, e quanto emerge dall'indagine condotta e presentata dalla CISL regionale. Chiede interventi sul fronte pubblico e lancia l'allarme. Siamo fortemente convinti che il pubblico deve farsi appunto carico di tutto il nuovo sistema per quanto riguarda la gestione delle case di riposo, tenendo conto che in questi mesi da parte della Regione del Veneto verrà fatta emanata la proposta di riforma delle IPAB, e la nostra preoccupazione è che ci sia uno spostamento verso il privato, e noi invece chiediamo che la gestione delle IPAB rimanga nel sistema pubblico. Nel riassetto della sanità, qual è la distribuzione delle RSA in Veneto? Quali i territori con minore copertura di posti letto? E Venezia è la provincia dove ha aumentato il peso delle residenze per anziani del privato, registrando dal 2016 al 2020 un più 6,95% rispetto al totale regionale dell'offerta. È aumentato di 2 punti percentuali, da 47 a 49 in 4 anni. Di nuovo, la velocità con cui certi fenomeni accadono è veramente importante, soprattutto anche poi nell'ottica di fare programmazione.
E poi c'è il fattore genere. Tra i novantenni prevalgono soprattutto le donne e con un reddito minore rispetto a quello degli uomini. Quindi con pensioni più basse, bisogni ovviamente specifici e una vita media più lunga, quindi diciamo nel momento in cui si va ad offrire un servizio lo si deve per forza di cose mirare e fare però sempre attenzione al fatto che ci sono delle esigenze specifiche in quella specifica fascia di età e in quello specifico sesso. Ed ora la pagina politica. Lunedì sera a Povegliano c'è stato il primo vero confronto tra i candidati alla segreteria della Lega della provincia di Treviso. Dobbiamo contare di più nei confronti di Via Bellerio, dice Dussin. Treviso abbia più peso in Veneto, le parole di Coin, media tra le anime del partito Barbisan. Non c'era Giuseppe Paolin. Sentiamo. L'obiettivo è quello di riportare la Lega a fare la Lega, a fare tutto quello che sapeva fare e che abbiamo dimostrato di poter fare negli anni passati in provincia di Treviso. Treviso è la provincia più leghista d'Italia, è comunque la provincia che in Veneto ha più storia, più tradizione, più peso specifico politico e Treviso deve ritornare ad essere al centro della politica leghista veneta in modo da poter collaborare propositivamente con il Veneto ed essere magari anche condizionante verso le politiche della segreteria federale. La Lega ritorna a fare la Lega, dice l'alfiere dei salviniani della Marca Dimitri Coin, a margine del primo confronto fra sindacati alla segreteria del Carroccio provinciale al centro sociale di Sant'Andrà a Povegliano. Oltre a Coin, Riccardo Barbisan e Luciano Dussin, assente giustificato Giuseppe Paolin. Ognuno espressione di un'anima. Dussin, vicino alle posizioni più ribelli dell'europarlamentare da Re, guarda a Milano, partendo però dal voto delle politiche di settembre. Essere interprete dell'esito delle votazioni del mese di settembre scorso. E vuol dire che i cittadini elettori, che sono i soci di maggioranza del nostro movimento, hanno mandato un segnale chiaro alla dirigenza della Lega. E io mi presto per vedere se, dando una mano al futuro Consiglio regionale Veneto, riusciamo a indirizzare meglio gli orientamenti politici di Via Bellerio. Confronto riservato, quello di Povegliano, militanti e tesserati, presenti diversi amministratori. Chiaro che la partita si giochi soprattutto in vista delle comunali a Treviso. Forse anche per questo Barbisan, attuale capogruppo della Lega proprio a Casugana, sembra cercare una mediazione tra nuova e vecchia guardia, spiegando così perché la Marca sia ancora in attesa di un segretario. Treviso è sempre stata una realtà molto particolare all'interno della Lega Veneta e della Lega Nord e quindi il fatto anche che siamo 1000 militanti, che esprimiamo molte personalità che all'interno del partito si sono date tanto da fare, questo arricchisce il dibattito e io non ci vedo nulla di male. Ed ora vediamo un estratto della nostra trasmissione Ring di ieri sera condotta dal vice direttore Ferdinando Avarino, dove Giuseppe Paolin parla di autonomia differenziata e soprattutto della sua assenza appunto al dibattito tra i candidati alla segreteria provinciale della Lega Trevigiana. Stiamo assistendo negli ultimi giorni a un dibattito sull'autonomia che definirei surreale. Perché comunque stiamo parlando di qualcosa che è previsto dalla Costituzione, non è sceso da Marte, non è un capriccio della Lega che si è inventata, cioè è scritto nella Costituzione. Qui si chiedono solo maggiori forme di autonomia come prevede la Costituzione. Vedo che c'è chi invoca ai cittadini di Serie A e Serie B, ma ricordo, e come l'ha fatto il Presidente Zaia, e come ha ricordato anche il segretario Salvini, che i cittadini di Serie B ci sono già e l'autonomia non c'è. E nessuno di questi signori, Confindustria, Benetton, si è scandalizzato delle differenze che ci sono. Quindi non vedo, cioè l'autonomia è una riforma, è una cosa prevista dalla Costituzione, se ne sta parlando, se ne occupa il Parlamento, non vedo lo scandalo. Cioè, ricordo, vedo un numero là in basso, 1927, sono i giorni che ci separano da un referendum dove il Veneto si è espresso, cioè non vedo tutta questa animosità
sembra che oggi l'autonomia ha preso il posto del vaccino, sembra il problema dell'Italia, cioè con l'autonomia mandiamo a rotoli l'Italia. Non credo proprio, abbiamo regioni già a statuto speciale con l'autonomia che funzionano bene, qualcuna che funziona magari molto male. Cioè, chiediamoci questo, cioè, affrontiamo la riforma per quello che è, discutiamo sui temi. Però anche gli imprenditori si sono raffreddati, no? Su molti temi, sulle 23 materie. No? Ma gli imprenditori, io allora la penso così, ognuno fa il suo. Il politico fa il politico e l'imprenditore, secondo me, fa l'imprenditore. E casomai l'imprenditore che dica, insomma, evidentemente certi asset, diciamo così, devono restare in capo a Roma, non è mica una cosa da poco, secondo me. Bene, perfetto, ma l'imprenditore ci dà la sua, opinione, ci dà la sua opinione. Alla fine decide la politica e la democrazia. Cioè, quindi noi stiamo parlando di Costituzione, l'autonomia differenziata è prevista dalla Costituzione, ne stiamo parlando, non c'è nessuna tragedia. Come mai ieri sera non è andato all'incontro tra i candidati alla segreteria della Lega? Ieri sera io ero impegnato, avevo una riunione che era già precedentemente fissata con la sezione di paese. La mia è una campagna elettorale, tra virgolette, anzi neanche campagna elettorale. Quando io ho lanciato la mia proposta di eventuale candidatura, avevo dichiarato che avrei fatto il giro di tutte le sezioni. Ecco, io sto facendo ogni sera, domani sera sarò a Castello di Godego. Però era l'unico confronto, no? Se no lo dobbiamo fare qui a Ring. No. Invitiamo tutti e 4 a Ring. Ma sarebbe, questa è un'idea. Sarebbe molto più corretto. Però ci venite tutti. Ci venite tutti. Certamente sono già qua. Ed è tutto per questa edizione, prima edizione dei nostri telegiornali. Io vi ringrazio per essere stati con noi, a tutti un buon pomeriggio. Arrivederci.